Buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati, rieccoci, ripartiamo per un'altra edizione straordinaria per aggiornarvi anche oggi sulla situazione dell'emergenza coronavirus, ormai come facciamo dal 21 di febbraio, da quando iniziò l'emergenza anche in Veneto. E allora, come sempre, prima di farvi vedere servizi e di collegarci con i nostri inviati, come sempre il primo dato che vediamo è quello dell'aggiornamento dei dati del bollettino della Regione, che come vedete registra ancora una volta un aumento dei casi positivi al coronavirus, che in Veneto salgono a 2.704, più 163 rispetto all'ultimo bollettino, quello di ieri sera, e un incremento maggiore nella provincia, nel cluster di Padova, con 47 casi in più, seguito da Treviso, Verona e Vicenza. Ci sono 548 persone ricoverate per il coronavirus, di queste 171 in terapia intensiva, più 8 pazienti in terapia intensiva. I decessi salgono purtroppo a 80, con 4 decessi in più rispetto alle ultime ore. Si registrano all'ospedale di Borgo Trento a Verona, all'ospedale di Treviso, all'ospedale di Asiago e all'ospedale di Borgo Roma, sempre a Verona. Treviso, il cluster dell'ospedale di Treviso mantiene purtroppo il primato dei 30 decessi dall'inizio di questa emergenza. Il dato in più che fornisce la Regione, lo vedete nella colonna a fianco, è quello degli isolamenti domiciliari positivi, più coloro che sono stati a contatto con dei positivi, e sono 8.658, 1.871 nel cluster di Padova, quindi 8.000, quasi 9.000 persone in isolamento domiciliare, perché o positivi asintomatici oppure perché stati a contatto con persone positive. Questo è il quadro della situazione, che conferma allora la crescita, se ce ne fosse purtroppo bisogno, dell'emergenza coronavirus e del contagio, che va combattuto, lo sappiamo, con le misure che chiede il governo e che chiede fortemente la Regione. Sappiamo che il governatore Zaia ieri ha detto ufficialmente che chiede al governo maggiori inasprimenti dei divieti, lo risentiremo fra poco. Sto cercando di capire se, ditemi poi se abbiamo il nostro Filippo Fois in collegamento da Marghera per fare un po' il punto della situazione prima del consueto punto stampa del governatore Zaia. Oggi peraltro è un giorno particolare, 17 marzo, e quindi ricorre l'Unità d'Italia, 17 marzo 1861, è la festa, diciamo, della Unità d'Italia, e quindi mai come oggi questa festa, questo senso di unità diventa importante. Guardate queste immagini che ha postato sulla sua pagina Facebook il consigliere comunale di Jesolo, Lucas Pavanetto, questa immagine suggestiva di Venezia, il ponte di Rialto con una grande bandiera, con un grande tricolore srotolato. Ecco qui questo tricolore gigante nella giornata in cui appunto ricorre la festa dell'Unità d'Italia, e questo è sul ponte di Calatrava. Un giorno in cui, insomma, il senso di unità ha un significato ancora più particolare. Lo ha detto anche il Premier Conte, lo vediamo nel sito di Repubblica. 159 anni di Unità d'Italia al tempo del coronavirus, tutti insieme, ha detto Conte, per sconfiggere il nemico invisibile. Niente celebrazioni, ma il ricordo di una tappa fondamentale della nostra storia in un momento così difficile. In tutti i vari posti, messaggi del mondo politico. Peraltro c'è anche un vero e proprio appello che arriva dagli alpini, adesso ve lo leggo subito. Adesso vediamo anche un'immagine da Treviso, eccolo qui, gli alpini che dicono: cari alpini, amici aggregati, la ricorrenza del 17 marzo è una data storica, e per questo motivo, che per dare un segno di speranza e di fiducia alla nostra gente, occorre compiere quel gesto che per noi alpini è sacro: innalzare la nostra bandiera lì dove siamo, nelle nostre case, nei piccoli borghi, nelle grandi città, in ogni luogo da dove si possa mostrare agli italiani un abbraccio e coraggio. L'Italia ce la farà anche questa volta. Viva l'Italia, viva gli alpini. Questo è il messaggio, insomma, degli alpini. Vediamo anche questa immagine
della torre civica a Treviso con il tricolore issato anche a Treviso. Insomma, è un vero e proprio profluvio di tricolori, soprattutto oggi, e crediamo che con gli appelli di queste ore anche da parte degli alpini si moltiplicheranno, perché mai come in questi giorni davvero l'unità è un concetto fondamentale. Paradossalmente, in un giorno in cui l'unità d'Europa in qualche modo subisce un contraccolpo, se mai c'è stata, direbbe qualche critico europeista, anti-europeista, subisce un contraccolpo con la chiusura parziale, seppur parziale, di Schengen, e quindi davvero un passaggio epocale. È difficile pensare che l'Europa, l'Unione Europea sarà la stessa dopo questa emergenza e dopo anche la decisione, l'annuncio di Ursula von der Leyen ieri al termine della videoconferenza con i leader del G7, restrizioni dei viaggi non essenziali, eccezione per gli europei che rientrano e per i medici impegnati nella ricerca sul Covid-19. Oggi, questo è un articolo di ieri, il video summit dei 27 capi di Stato e di Governo, e quindi diciamo le frontiere che si chiudono, una sospensione temporanea, ha detto Ursula von der Leyen, il Presidente della Commissione europea, ma certamente è un colpo per la storia dell'Unione Europea, e un contraccolpo anche evidentemente economico. Allora, non so se abbiamo Filippo Fois, vedo le immagini, le vedo qui, le immagini dell'esterno della cosiddetta unità di crisi a Marghera, non so se c'è Filippo però. Al momento no, però questa è un'immagine un po' suggestiva, come vedete anche gli operatori, credo, della protezione civile, con le mascherine all'esterno della unità di crisi. Allora, in attesa di collegarci con Filippo Fois, peraltro alle 12 ci collegheremo in diretta Facebook per assistere a una parte della conferenza stampa in diretta Facebook del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Alle 12 in contemporanea tutti i direttori generali delle ULSS faranno il punto della situazione proprio in diretta Facebook, evidentemente anche per osservare le restrizioni, le norme che investono anche noi giornalisti, e quindi le conferenze stampa, insomma, con la presenza fisica in questi giorni, come potete capire, vengono evitate, e allora ci sarà questa diretta Facebook, allora potremo sentire dall'ULSS 2 gli aggiornamenti, e come sapete l'ULSS 2 è un caso particolare anche con i suoi 30 decessi nel cluster di Treviso. Allora, prima di andare da Filippo, c'è Filippo? Tra pochi minuti, allora facciamo così, mentre si prepara Filippo io direi di rivedere, perché così facciamo il punto della situazione, ripartiamo dalle ultime parole del governatore Zaia di ieri, due cose importanti: da una parte la richiesta di nuove restrizioni, ma soprattutto anche l'operazione tamponi a tappeto. La capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso, con il nuovo progetto che vogliamo fare, che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno, cioè moltiplichiamo di molto. L'obiettivo è ambizioso ma irrinunciabile, quello di quadruplicare i tamponi sulla popolazione dandosi precise priorità. Alle microbiologie del Veneto, ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacci, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto, e dopodiché nella priorità tutti quelli che hanno sintomi. Ai nuovi tamponi si aggiungono quelli portati avanti dal dottor Crisanti dell'Università di Padova, in via sperimentale circa 10.000, ma la regola per il governatore è una sola. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. La partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto.
ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Inevitabile guardare a quanto succede in Gran Bretagna, dove si sta portando avanti il principio contrario. Anche qui, Zaia è chiaro, il modello da seguire è Vo, dove i casi non crescono, non certo Londra. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge. Uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti le... Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente, per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto lei dovrebbe fare come Johnson. Io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato. E non manca nemmeno un riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite... Io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Sul fronte della sanificazione la Regione ha consigliato ai comuni di spargere acqua più varichina al 5% nelle strade. La stessa Coldiretti ha dato la propria disponibilità per l'uso di trattori. Intanto si stanno allestendo gli ospedali di supporto previsti dal piano regionale straordinario. La tempistica è serrata. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ospedali, negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi, come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Altro nodo riguarda le case di riposo, sempre più sotto stress. Anche in questo caso, come per gli ospedali, è partito l'appello al personale in pensione e al volontariato. Abbiamo chiesto anche al volontariato di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo. Il referente dell'operazione tampone e tappeto è il professor Crisanti, direttore della microbiologia dell'Università di Padova. Sentiremo fra poco le sue parole ieri in diretta a Ring con Ferdinando Varino, ma prima allora ci colleghiamo con Filippo Fois, lo vedo pronto in collegamento davanti all'unità di crisi. Allora, le parole di Zaia di ieri, ripartiremo da queste fra poco quando sentiremo l'aggiornamento di oggi. Filippo. Sì, infatti tra poco ci sarà il nuovo punto stampa, oramai è diventato un appuntamento fisso qui alla sede della Protezione Civile Regionale di Marghera che vedete alle mie spalle. Come vedete tra l'altro sono anche cambiate un po' le modalità di ingresso, adesso vedete che l'ingresso è presidiato dai volontari della Protezione Civile muniti di mascherina, la stampa viene fatta entrare da un altro ingresso proprio per rispettare quelli che sono i parametri dell'anticontagio da coronavirus. Diciamo che è una nuova modalità che è in vigore da qualche giorno anche qui a Marghera. Marghera dove poi tra l'altro dobbiamo dire anche qui, come è stato detto ieri in conferenza stampa dal Presidente Zaia, abbiamo visto che anche a Mestre e Marghera non sono proprio tutti che rispettano le precauzioni che dicono di rimanere in casa insomma in questi giorni, per cui sul fatto che ci sia una minoranza, una stretta minoranza che però è evidente per le strade, che ancora è poco sensibile agli obblighi che impone il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dobbiamo dire purtroppo che lo dobbiamo confermare anche da qui. Bene, allora oggi sarà, si è capito insomma, oggi come sarà spiegato probabilmente l'operazione dei tamponi on the road, probabilmente dovrebbe essere questo forse il tema della giornata? Sì, esatto. Cioè come verranno attuate queste misure? Come sapete la Regione Veneto è la comunità in cui sono stati effettuati più tamponi, vale a dire più test per verificare l'eventuale positività al coronavirus del mondo, più della Corea del Sud, ma la Regione non intende fermarsi. L'obiettivo molto ambizioso è quello di quadruplicare i test per intercettare anche i positivi asintomatici, vale a dire persone che hanno contratto
contratto il coronavirus ma non presentano alcun sintomo, diciamo che se non facessero il tampone non se ne accorgerebbero. Verranno fatti ad alcune categorie più a rischio e poi anche a campione, appunto come dicevi tu, per cui insomma potrà capitare anche davanti ai supermercati, per esempio, che ci sia un presidio che controlla a campione la popolazione. Bene, allora grazie a Filippo Fois, allora ci rivedremo, ci risentiremo al momento in cui il governatore Zaia inizierà insomma il suo punto stampa e poi successivamente. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponche. Allora dicevamo, il referente di questa operazione tampone tappeto è il professor Andrea Crisanti, direttore della microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, che ieri sera era in collegamento Skype a Ring con Ferdinando Avarino. Allora sentite proprio su questo il suo intervento. Noi faremo il tampone a tutte, speriamo a tutte le, per essere in grado, ci stiamo attivando alle persone che telefonano ai numeri e che dicono di stare male. Noi andremo lì, faremo il tampone, ci siamo già messi d'accordo con la Croce Rossa e con altre organizzazioni che si occuperanno del prelievo, faremo il tampone alla persona che sta male, faremo il tampone ai familiari, faremo il tampone se ci sono, se riusciamo anche a individuare amici e contatti che sono stati in presenza di questa persona, e poi parte del vicinato, nel senso che se stai in un edificio, palazzo, facciamo tutto l'edificio, se stai in un complesso di palazzine faremo 4-5 palazzine in un arco di 50 metri intorno, ecco, insomma, quindi cerchiamo di avere un'idea di quello che accade intorno a questa persona, sia dal punto di vista sociale che sia dal punto di vista dell'ambiente, perché l'infezione l'ha presa lì. E poi diciamo la Regione ha individuato delle categorie a rischio, chiaramente, che adesso stiamo valutando in termini di priorità, che possono essere chiaramente le cassiere dei grandi magazzini, possono essere i farmacisti, possono essere i dipendenti pubblici a contatto con l'utenza, insomma una serie di categorie che per forza di cose vengono in contatto con molte persone che purtroppo, dovrei dirlo, non hanno dispositivi di protezione passiva adeguati. Allora professore, prima di tornare una domanda, perché adesso appunto si sale a 11.300 tamponi possibili ogni giorno, ma poi ci torniamo con lei tra poco. Presidente Marinese ha una domanda. Ma io ha appena risposto lei in parte che abbiamo una capacità produttiva di 11.300 tamponi al giorno, corretto? Come tamponi mirati. Diciamo, questo è l'obiettivo in tutta la regione, probabilmente sì. Noi a Padova adesso penso per fine della prossima settimana dovremmo arrivare a circa 4.500 solo all'azienda ospedaliera. E poi chiaramente questo aggiornamento, questo aumento di capacità verrà portato agli altri ospedali, perché chiaramente Padova non è che può fare 11.000 tamponi. Cioè, perché poi ogni volta che si trova un asintomatico lo si chiude in casa, diciamo, gli si dice che deve stare in quarantena e quindi si evita che contagi 2,4 persone al secondo. Diciamo, oltre Padova attiveremo Schiavonia, poi in successione Treviso e via via le altre aziende ospedaliere. Diciamo, sarà una cosa progressiva, perché lei capisce, abbiamo un problema di scalabilità grandissimo, perché è difficile reperire le macchine in questo momento, c'è una corsa da parte di tutti gli stati a comprare i reagenti, insomma diciamo, l'economia, la filiera produttiva non è adeguata alla richiesta che c'è. E lo stesso Crisanti, lo sentiamo subito, sempre ieri a Ring ha parlato poi del caso, il caso che è diventato e diventerà oggetto di studio, cioè il caso di Vo. A Vo, quando è stato fatto il primo campionamento, cioè tra il 22 febbraio e il 26 febbraio, quindi molto vicino a quello che era l'inizio dell'epidemia di coronavirus in Italia, la frequenza di infettati a Vo era del 3%, che era, mi permetta, per un'epidemia già all'inizio un'enormità, e comunque la cosa veramente interessante è che la maggior parte delle persone erano asintomatiche. Cioè, erano totalmente inconsapevoli di essere positivi. Per loro è stata una sorpresa, noi abbiamo messo tutti quanti in quarantena fiduciaria a casa,
E dopodiché, dopo 12 giorni, quando io mi sono reso conto che c'era stata questa situazione, ho telefonato a Zaia e ho detto: senta governatore, noi dobbiamo assolutamente ritestare tutti per vedere che cosa sta succedendo, perché questa è una situazione, lei ha creato una situazione epidemiologica unica, e quindi fortunatamente abbiamo avuto il supporto della regione, abbiamo fatto il secondo campionamento. Il secondo campionamento che cosa ha dimostrato? Che mettendo tutti quanti in quarantena, quindi non solo i positivi che avevano i sintomi, ma tutti quanti, praticamente la percentuale di persone che erano infette è calata dal 3% allo 0,3%, quindi praticamente del 90%. Non solo, da questo 0,3%, che di fatto erano soltanto 8 persone positive, tutte asintomatiche. Quindi anche loro abbiamo messo di nuovo in quarantena, quindi Po l'abbiamo totalmente purificata. Ora, se lei paragona Po a quello che è successo invece a Codogno, a Lodi, è chiaro che la differenza è sotto gli occhi di tutti. I cinesi riportavano che tutti gli asintomatici diventano poi sintomatici. Viceversa, a Bo la maggior parte delle persone sono guarite. Noi abbiamo un tasso di guarigione a Bo, una volta messe le persone in isolamento, vicino al 50%. Quindi queste persone hanno un'infezione transitoria di cui non sono minimamente consapevoli e poi guariscono. Il caso Vo davvero interessante, con appunto la quasi maggior parte, tra il 50 e il 75%, si diceva ieri, di asintomatici positivi. Nel frattempo c'è una notizia interessante da ARPAV, perché in questi giorni si è parlato anche delle conseguenze delle restrizioni da coronavirus. Abbiamo visto le immagini dei canali di Venezia quasi ripuliti, si vedevano i pesci, eccetera, eccetera, e si è parlato a lungo anche della riduzione delle PM10 a causa delle restrizioni, il minor traffico, eccetera. In realtà ARPAV smentisce questa versione. E dice: la riduzione del traffico per l'emergenza Covid non ha drasticamente ridotto in Veneto le polveri sottili. Nonostante i bollettini dell'agenzia regionale attestino allerta zero verde in tutta la regione, in questi ultimi giorni le centraline non hanno rilevato valori bassissimi di inquinamento da polveri. Il motivo principale, spiega il direttore Luca Marchesi, è la stretta correlazione tra polveri e meteo. Questo è comunque sempre nel breve termine il fattore determinante e prevale rispetto agli altri fattori emissivi. A una settimana a fine febbraio di vento e pioggia che ha abbassato i livelli, ne è seguita una di grande stabilità atmosferica. Inoltre più persone a casa significa più riscaldamento acceso, quindi sappiamo che il riscaldamento, insomma le caldaie sono un grande fattore di inquinamento da polveri sottili, e con tutte le persone a casa questo ha portato ad alzare il consumo invece che ad abbassarlo. Insomma, la notizia positiva è che comunque in primavera le condizioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti, e quindi nel prossimo periodo l'area dovrebbe migliorare, ma diciamo almeno si sperava che almeno questa emergenza, queste restrizioni, questo periodo di isolamento portasse almeno a un risultato positivo sul fronte delle polveri sottili. Così non è stato un abbassamento sì, ma non come si pensava, e questo è un altro aspetto legato a questa situazione davvero emergenziale di questi giorni. Nel frattempo torniamo a parlare delle misure del Veneto, tra restrizioni e tamponi a tappeto per delimitare il contagio che aumenta, ma si sta attestando su più o meno negli ultimi giorni poco più di un centinaio di casi positivi al giorno. C'è uno studio statistico e biomedico dell'Università di Padova che parla appunto della bontà di queste operazioni proprio per rallentare il contagio. Sentite. Il lavoro che abbiamo fatto con i colleghi della mia unità a Padova e insieme a quelli dell'Università di Torino e del Piemonte orientale è stato quello di capire se vi sono alcune indicazioni che già a questo livello, dopo 2 settimane, 3 settimane dall'inizio dell'epidemia, possono farci pensare che c'è un effetto delle politiche. Questo penso sia importante anche ai fini di fornire una motivazione alle persone che in questo momento stanno subendo delle restrizioni importanti e che stanno seguendo con particolare scrupolo. Il Veneto da questo punto di vista è stata una delle regioni le prime ad essere colpite, tra le prime ad implementare serie politiche di contenimento dell'epidemia, accompagnate da una serietà di adozione da parte della popolazione non comune.
Il nostro lavoro ha confrontato le stime che avremmo ottenuto in assenza di questo tipo di interventi con l'andamento effettivamente verificato. Intorno al 2 marzo abbiamo stimato un punto di discontinuità nell'evoluzione dell'epidemia che ha poi portato ad un allenamento della stessa. Parliamo di circa 350 casi in meno accumulati nell'arco delle ultime 2 settimane, parliamo anche di un rallentamento del numero di casi al giorno che va dai 15-20 casi in media al giorno e, cosa non meno importante dal punto di vista delle politiche sanitarie, anche ad una dilatazione, diluizione nell'accumulo dei casi che ha permesso così diciamo al sistema sanitario di reagire con 2 giorni e mezzo di ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere il picco, l'accumulo dei casi. Nel frattempo, a proposito di cure, il decreto Cura Italia ieri è stato varato dal Consiglio dei Ministri. Allora rivediamo quali sono le misure principali e anche un po' le prime reazioni delle categorie economiche. Nessuno deve sentirsi abbandonato, è stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Cura Italia è il nome del decreto che mette sul piatto 25 miliardi di euro, denaro fresco in grado di attivare flussi per 350 miliardi. 5 gli assi individuati. Il primo riguarda il sistema sanitario nazionale e la protezione civile con l'iniezione di 3 miliardi e mezzo di euro. Il secondo capitolo invece da 10 miliardi punta tutto su occupazione e reddito perché nessuno perda il posto di lavoro a causa del virus. Rimpinguati il fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga che riguarderà tutti i settori e anche le aziende con un solo dipendente. Un intervento massiccio sulla cassa integrazione guadagni estesa a tutti i settori, anche a quelli che oggi non ce l'hanno, penso ad esempio al turismo e all'alberghiero nel nostro territorio o anche al settore dei trasporti. Ci sono poi lavoratori autonomi e stagionali che riceveranno un assegno di 600 euro per il mese di marzo, prevista la sospensione dei contributi previdenziali e l'estensione del congedo parentale a 15 giorni e un voucher babysitter da 600 euro. Sul fronte del credito c'è la sospensione delle rate di mutui e prestiti con garanzie pubbliche, mentre in campo fiscale si conferma la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi. Stop infine per 2 mesi a tutte le prove dei concorsi pubblici, semplificazioni per le imprese che sfruttano lo smart working. Tante le misure quindi, ma si tratta solo di un primo provvedimento. Questo l'abbiamo chiamato decreto marzo tecnicamente perché sappiamo già che ne dovremo fare un altro ad aprile. Vogliamo quindi avere un rapporto costante anche con le associazioni del lavoro e dell'impresa. A parlare anche il Ministro per lo Sviluppo Economico, il triestino Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle. Sentite le sue parole. Ho messo anche 1 miliardo e 750 milioni sui crediti delle banche in modo da poter garantire al sistema bancario di garantire l'accesso al credito alle imprese. La leva complessiva del sostegno che diamo all'accesso al credito e quindi alla liquidità per le imprese è di circa 350 miliardi, che sono paragonabili a quei 550 di cui parlava la Germania qualche tempo fa. Quindi se lo paragoniamo al PIL abbiamo fatto un'operazione ancora più profonda di quella che hanno fatto in Germania. Queste sono misure che abbiamo inteso mettere in campo nell'immediato per far sentire a tutti i cittadini, a quanti più cittadini possibile, la vicinanza dello Stato. Se dovevi pagare, non pagare lo fa lo Stato. Se dovevi incassare, c'è lo Stato che ti aiuta in un momento di difficoltà, ti dà una possibilità di avere liquidità sospendendoti i pagamenti ma anche dandoti una piccola liquidità mensile. Certo, l'ho detto da subito, è sufficiente? No, non sarà mai sufficiente in questo momento. Abbiamo cercato di mettere insieme più misure possibili, dicevo 25 miliardi complessivi. Non sarà mai sufficiente perché il dramma economico è sotto gli occhi di tutti, ma questo è il primo tassello, poi dovremo continuare ad aiutare i cittadini e le imprese in un momento di complessità economica incredibile che stiamo vivendo
è sotto gli occhi di tutti, lo stiamo vivendo però con la consapevolezza che assieme potremo reagire, assieme potremo cambiare anche dei paradigmi economici e delle modalità produttive, e assieme sono sicuro che con le capacità del nostro Paese, dei nostri cittadini, potremo essere più forti. Essere più forti, insomma, è la parola d'ordine, oltre a unità, soprattutto oggi, 17 marzo, in cui si ricorda proprio l'unità d'Italia. L'abbiamo visto prima, i tricolori che si stanno moltiplicando, quelle immagini suggestive a Venezia, la torre civica di Treviso, dove al posto della bandiera, diciamo, dove del vessillo comunale di Treviso c'è il tricolore, l'appello degli alpini a mostrare sui balconi i tricolori, un po' per un appello a tutti, insomma a tutta la gente, non solo ovviamente alle penne nere. Torniamo alla emergenza coronavirus sul fronte sanitario. Tante purtroppo le vittime, abbiamo detto 80 vittime, tra queste l'abbiamo ricordato ieri, la figura dell'ex procuratore, magistrato Francesco Saverio Pavone, che era ricoverato da una quindicina di giorni con il coronavirus, ma affetto ovviamente dalle patologie e con il coronavirus, che è spirato ieri, una figura importante della storia del Veneto per il suo impegno nelle tante inchieste che ha seguito, su tutte quelle, l'inchiesta sulla Mala del Brenta. Allora, tra le persone che hanno ricordato in queste ore l'ex magistrato, l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, anche Michela Pavesi, la zia di Cristina Pavesi, morta il 13 dicembre del 1990, la studentessa di 22 anni trevigiana che perse la vita durante l'agguato ordito dalla banda Maniero ai danni di un vagone postale. Allora lo ricorda così il procuratore Pavone, sentite. Per me è veramente sconvolgente, è come se mancasse proprio una parte di me. Io ero legatissima al giudice Pavone, ero estremamente legata perché, a parte la sua professionalità, era veramente una persona di cuore, una persona che era molto vicina e che mi è stata molto vicina. Lui per primo è riuscito a capire che quello che sembrava una banda così di ragazzotti era invece un'organizzazione precisa ed era un'organizzazione di tipo mafioso. Com'era l'uomo Pavone, signora? Era una persona sensibile, estremamente spiritosa, e quello che mi sconvolgeva una cosa di lui era che aveva una memoria formidabile. Mancherà tanto, mancherà tantissimo a me. Allora siamo in diretta a Facebook con l'ULSS 2, sentiamo il direttore Benazzi. La terapia intensiva, scusate, su Castelfranco oggi è free, è libera ed è dello IOVI, avendo fatto noi ancora a suo tempo il passaggio del ramo d'azienda. Su Conegliano oggi abbiamo 26 Covid positivi, persone comunque Covid positive o che sospetto Covid positive ricoverati. Sostanzialmente i posti, sono 27 i posti e 10 sono occupati da Covid positivi, e abbiamo poi 10 posti occupati in terapia intensiva con uno libero a Conegliano. Su Vittorio Veneto stiamo lavorando ovviamente per alleggerire il reparto, cioè i vari reparti, che è un ospedale considerato Covid positivo. Oggi come oggi non sentiamo l'esigenza, vista l'implementazione dei casi, di attivare Vittorio Veneto, per cui Vittorio Veneto pian pianino andrà, come dire, a liberare qualche posto letto per qualsiasi tipo di evenienza futura, quindi andremo gradualmente a liberarlo,
Contemporaneamente però oggi questo non ci serve, quindi manterremo sostanzialmente le attività, quelle dei tumori, quelle dell'attività che è urgente, la manterremo anche nella sala operatoria di Oderzo, dove ha l'ORL che è un punto di, di Vittorio, che è un punto di riferimento importante. Mi preme dire che gli ospedali Covid, Covid positivi, che dovrebbero essere Vittorio Veneto e San Camillo, io li paragonerei a una persona che ha intenzione di fare un viaggio. Allora, siccome io parto per un viaggio e ho la mia valigia, non so se questo viaggio durerà 15 giorni o 30 giorni, chiaramente io riempio la mia valigia per fare un viaggio di 30 giorni. Se poi ovviamente però per motivi vari questo viaggio si limita ai 15 giorni, chiaramente io ho organizzato la mia valigia per 30 giorni, ma non utilizzo tutti i capi di abbigliamento che erano per 30 giorni. La stessa cosa è per Vittorio Veneto e San Camillo. Noi abbiamo allertato le due strutture, i direttori medici lo sanno, ringrazio Sorlensi perché ci ha dato la sua massima disponibilità, faremo un accordo contrattuale, però oggi siamo nella condizione che il nostro viaggio forse riusciamo a gestirlo solo con i 15 giorni e non con i 30. Se dovesse succedere siamo come la parabola del Vangelo, non siamo come le vergini stolte che uscendo nella notte non avevano ovviamente l'olio, noi l'olio ce lo siamo procurato, però è chiaro che lo utilizzeremo solo se servirà. Per quanto riguarda Treviso invece abbiamo sostanzialmente allestito ulteriori 17 posti di terapia intensiva, oggi gli occupati sono 14 posti di terapia intensiva. Abbiamo allestito il nuovo blocco nelle sale operatorie della terza chirurgia, ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per far questo, l'ufficio tecnico, i nostri infermieri, i medici, perché è stato fatto un grande lavoro di squadra. Oggi vengono aumentati da oggi i posti Covid positivi, utilizzando lo spazio dell'ospedale comunità che è fuori dell'ospedale, vicino a malattie infettive, allocato a malattie infettive con ulteriori 30 posti letto, e manteniamo le sale operatorie della quarta chirurgia per le attività di urgenza e poi la sala operatoria della neurochirurgia, cardiochirurgia, ostetricia, ginecologia e chirurgia vascolare e chirurgia pediatrica, sempre per ovviamente le urgenze. Quindi non ci devono preoccupare i trevigiani, noi abbiamo utilizzato una sala operatoria per attivare la terapia intensiva, ma abbiamo mantenute altre sale operatorie per le urgenze e per ovviamente con gli interventi non procrastinabili. Per quanto riguarda Oderzo, oggi abbiamo un posto in terapia intensiva occupato, però abbiamo ancora un posto libero. Quindi volevo dire, all'oggi la situazione riusciamo ancora a gestirla e gestirla, come si suol dire, in modo autonomo. Per quanto riguarda i tamponi, noi ci siamo organizzati, il dottor Rigoli ci ha dato, fino ad oggi il dottor Rigoli ha fatto oltre 3.200 tamponi, di cui 525 sono positivi, cioè sono persone comunque anche gestite ovviamente a domicilio, persone quindi che sono state isolate in quarantena in 14 giorni, e abbiamo insieme all'igiene pubblica e agli altri colleghi del territorio abbiamo sostanzialmente fatto un piano per fare i tamponi alle cosiddette categorie che la Regione ci ha indicato. Allora partiremo con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta facendo 100 tamponi al giorno. Come? Intanto in ordine alfabetico, perché crediamo che vada rispettato l'ordine alfabetico, non ci sia i figli di Dio minore, ma la logica dell'ordine alfabetico è quella più ovviamente sensata e logica. Nelle 3 sedi, chiamiamole distrettuali, quindi Treviso, Madommina, la sede di Pieve di Soligo dove c'è il distretto di Pieve di Soligo, e a Castelfranco vicino all'ospedale. Inoltre il servizio di igiene pubblica ha messo a disposizione anche un camper con i nostri collaboratori di igiene pubblica, che è disponibile anche a muoversi o comunque a tamponare a campione le persone che
possono essere interessate a questo e che naturalmente devono contattare il numero dell'igiene pubblica. Faremo anche in settimana, grazie al gruppo di lavoro che poi citerò, 162 operatori dell'RSA delle case di riposo. Cito quelle che mi sono state evidenziate dal direttore dei servizi sociali, il dottor Del Re, il Cesana Malanotti, il Belvedere di Crocetta, l'URT di Valdobbiadene e il nucleo disabili del Grisse. Questi saranno testati, tutti gli operatori ovviamente, e saranno complessivamente 162. Naturalmente proseguiamo anche con l'opera di fare operatori, quindi testare operatori dell'ULSS, quindi partiamo con questo grande progetto ed è fondamentale perché per noi è fondamentale garantire la salute dei nostri collaboratori, di tutti gli operatori, ed è fondamentale capire che i nostri operatori possono continuare a lavorare non essendo Covid positivi. Quindi partiremo nelle sedi di Treviso, Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto e Castelfranco, partendo col protocollo di sorveglianza già definito, e andremo a testare inizialmente gli operatori di ORL e oculistica per poi passare alla cardiologia e man mano ovviamente affrontando reparto per reparto. Abbiamo attivato, grazie all'igiene pubblica e al territorio, un telefono per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, abbiamo 4 persone a tempo pieno, abbiamo diverse domande fatte dai colleghi medici di medicina generale e pediatri che riguardano soprattutto problemi clinici o organizzativi, e già questo telefono che io chiamerei rovente riceve già dalle 200 alle 250 telefonate al giorno. Come vi dicevo, il SISP insieme alla Protezione Civile attiverà queste 3 tende per fare appunto i tamponi ai medici di medicina generale eccetera, e poi c'è una task force importante a livello del territorio per fare i tamponi anche alle RSA e ai centri servizi. La task force è così composta, coordinata dal dottor Moretto, che è la persona che segue le RSA e centri servizi e si coordina per capire appunto gli operatori che devono essere ovviamente testati, quanti sono i pazienti che sono positivi, come deve essere organizzata la rete, e a lui tutti dovranno fare riferimento. Naturalmente, siccome il lavoro delle aziende ULSS continua e la vita continua, abbiamo individuato anche nella dottoressa Dalla Torre la persona di riferimento per continuare a fare l'ADI, cioè l'assistenza domiciliare integrata, e le cure palliative. Poi abbiamo attivato anche, con la collaborazione, ringrazio sempre, del Giovanni Pisani, che è un medico di medicina generale che si è reso disponibile e diventa il coordinatore di questa rete di aggregazione, che praticamente si mette in rete con gli altri colleghi delle AFT, cioè delle aggregazioni funzionali territoriali, e segnala casi all'igiene pubblica, segnala casi alla ULSS per ovviamente predisporre poi i tamponi nel momento in cui ci siano rischi per la popolazione. Contemporaneamente anche va a vedere e risolvere insieme ai nostri esperti le varie problematiche e segnalazioni che sono state fatte, e naturalmente anche la presa in carico chiaramente dei pazienti. L'altra cosa che mi premeva sottolineare è con lo SPISAL, quindi con sempre il Dipartimento di Prevenzione. Ieri sono state testate, nel senso che i nostri ispettori sono andati a verificare all'interno dell'azienda che ci fossero cose, in base al protocollo regione fatto con la regione e in base anche alle direttive del Ministero, sono andati a verificare che tutti gli operatori stessero alla distanza di sicurezza, quella di 1 metro, che tutti fossero provvisti di DPI, cioè di dispositivi, che naturalmente gli ingressi e le aree comuni non ci fossero assembramenti, ma ci fossero mantenute le distanze. Nelle 17 ditte che sono state valutate ieri, il servizio SPISA non ha fatto nessun rilievo, era tutto a posto. Oggi i nostri tecnici dello SPISA della prevenzione partiranno dalla mattina presto, quindi andranno a testare un'ottantina di ditte,
proprio per la sorveglianza e per la garanzia dei lavoratori e di tutti. Quindi l'opera che abbiamo iniziato continuerà nei vari giorni e tutte le ditte che sono aperte verranno testate per valutare effettivamente che tutti i dispositivi siano dati agli operatori e ai lavoratori. Stiamo anche, il SUEN, mi interessava dirvelo, sta ogni giorno a 400 chiamate. Il SUEN, come sapete, è una media di 150 missioni al giorno, ma sta facendo molto da filtro anche lui, perché spesso e volentieri dalle persone arrivano chiamate per dire assicurazione, vogliono sapere se uno ha una febbricola, cosa deve fare, cosa non deve fare. Quindi l'azienda veramente ha messo in moto, io dico una corazzata, perché oltre che il SUEN, il Dipartimento di Prevenzione col numero per i medici, il territorio per i medici di famiglia, il numero verde che abbiamo messo come Dipartimento di Prevenzione, abbiamo aperto un ventaglio di risposte ai cittadini che è veramente, veramente importante. Ricordo a tutti che è partita la psicologia d'emergenza, coordinata dal dottor Cassella. Abbiamo già avuto, ed è importante questo perché dobbiamo superare anche lo stress e l'ansia giusta dei nostri operatori che stanno lavorando in modo proficuo, e li ringrazio sempre per quello che stanno facendo. Abbiamo già avuto la richiesta di 4 unità operative complesse del Cafoncello per poter avere gli psicologi e lavorare con loro un percorso, da 2 unità operative complesse di Conegliano e da un'unità operativa complessa di Castelfranco. Quindi i nostri psicologi cosiddetti dell'emergenza sono a disposizione dei nostri operatori per superare questo periodo difficile di criticità. Devo anche ringraziare tutti coloro che donano, che ci danno veramente il loro sostegno sia morale che anche economico. Devo ringraziare anche le pizzerie, le Hausbrand che ci ha dato le macchine del caffè, le cialde, ma anche tutte le pizzerie che ogni giorno in modo continuo e costante danno ai nostri operatori, danno la possibilità ai nostri operatori di avere le pizze e quindi di, come dire, allietare anche questi turni di servizio che sono molto importanti ma soprattutto sono difficili. Concludo dicendo che stiamo anche elaborando un progetto di assunzioni che è fondamentale proprio per sollevare e aiutare i nostri operatori che effettivamente stanno facendo dei turni molto impegnativi, importanti, per cui assumeremo intanto dal 16 di marzo 18 infermieri e 18 operatori sociosanitari. Dai primi di aprile arriveranno 3 assistenti sanitarie e naturalmente 2 tecnici laboratorio dal 27 di marzo. Abbiamo già definito con il direttore di ospedale, il dottor Formentini, che i tecnici, una parte dei tecnici del laboratorio analisi andranno ovviamente a supportare il lavoro immenso che sta facendo la microbiologia diretta dal dottor Rigoli. Per cui anche questo è una riorganizzazione interna, ma serve perché il dottor Rigoli oggi il suo gruppo sta facendo un volume di circa 1800 tamponi al giorno e quindi è un numero estremamente importante, per cui era corretto e doveroso aiutare il laboratorio di microbiologia di Treviso che sta veramente producendo un lavoro importante. Concluderei ovviamente ringraziando tutti della disponibilità e soprattutto un pensiero. Lo dico ai cittadini trevigiani: state a casa, rimanete a casa, obbedite o ottemperate all'ordinanza, abbiamo bisogno del vostro contributo. Solo col fatto che voi state a casa isolati, evitate di uscire e di quindi creare movimentazione del virus, ci aiuterà a superare nel più breve tempo possibile questa epidemia, questa pandemia che sta colpendo tutto il mondo. Grazie. Non so se poi adesso se continuerà la diretta, vedo di ricollegarmi perché si è interrotta così. Queste sono le parole del direttore dell'ULSS 2, video in diretta interrotto, inizieranno di nuovo a breve, allora fra poco mi ricollego. Avete sentito comunque le parole importanti, ha fatto un po' il punto della situazione.
ha fatto il punto della situazione. Eccolo qua, ripartito. Eccolo qua, si era interrotto. Ieri ha fatto la foto, lui, la Russo. Ci sono le domande dei colleghi. Con la mascherina e poi la levo per parlare meglio, io dico. Però tutti i colleghi che sono al mio fianco e che ringrazio, li cito, hanno la mascherina. Sì, buongiorno a tutti. No, allora questa era questo è l'inizio della diretta. Vedremo se si ricollegherà o se è davvero finita così la diretta del direttore Benazzi. Avete sentito, ha fatto un po' il punto della situazione e il piano di quelli che sarà l'operazione tamponi a tappeto. L'operazione tamponi a tappeto sia per quanto riguarda le categorie primarie sia poi per i tamponi a campione. Quindi i 3 punti dove verranno effettuati i tamponi per arrivare a quel 11.000 totali in Veneto sono Treviso, Pieve di Soligo e Castelfranco. In più ci sarà un camper che sarà adibito anche ai tamponi a campione. Le categorie primarie sono quelle che già ha annunciato ieri Zaia, quindi medici, infermieri e operatori degli ospedali, poi medici di medicina generale, compresi ovviamente i pediatri, gli ospiti delle case di riposo, i lavoratori delle case di riposo e poi quelli che verranno controllati con il tampone a campione. Sarà attivato anche il servizio di psicologia d'emergenza, che è già attivo ma verrà potenziato. Il SUEM, avete sentito, riceve 400 chiamate al giorno da una media di poco più di 100, quindi è una situazione in cui anche il SUEM fa da filtro per le numerose le chiamate e segnalazioni delle persone, e in più anche oggi, questa mattina, è partito il controllo dei tecnici dello Spisal nell'ULS 2 Marca Trevigiana. Prima c'è stato un controllo evidentemente nell'azienda ospedaliera e poi oggi un'ottantina di aziende nella Marca Trevigiana saranno controllate, ovviamente a sorpresa, per verificare se le aziende riescono a ottemperare a quelle che sono le misure di sicurezza e quindi hanno i presidi sanitari e così via. Queste le parole di Benazzi. Allora restiamo nella Marca Trevigiana e rivediamo, perché nel piano, come sappiamo, nel piano c'è ovviamente la riattivazione degli ospedali dismessi. Ieri abbiamo raccontato e lo rivediamo come viene riattivato l'ospedale, l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Poi parleremo della nuova autocertificazione per chi è in quarantena. Adesso ne parliamo fra poco. Allora, vediamo Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto un ospedale che appunto per l'emergenza viene riattivato, rinasce. Sabato mattina 120 persone, ieri domenica 103, oggi un'ottantina. Sono i numeri dei volontari che stanno riaprendo lo storico ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Un'operazione preventiva per rispondere all'eventuale richiesta di ulteriori posti letto in terapia intensiva per coronavirus negli altri ospedali della Marca. Quanti posti verranno fuori? 170 posti letto. E quindi noi abbiamo cercato di riempire le stanze di degenza che avevamo una volta, lasciando fuori delle stanze, quelle un po' per il personale o per altre emergenze dove avevamo i blocchi operatori e quant'altro, che però nell'emergenza riusciremo a mettere altri posti letto anche lì. Si può arrivare fino a 200 posti letto. Rita è forse il simbolo dei sanitari che hanno lavorato tra questi reparti. È entrata nell'83, è lei che l'ha chiuso oltre 20 anni fa. All'epoca ho pianto per mettere le catene. Adesso ho pianto per vedere riaperte queste stanze. Letti, sedie, armadi, tutto viene riattivato da questo esercito di volontari arrivati un po' da tutta la Marca. Da dove viene? Vedelago. Perché è venuto qua? Per dare una mano, come sempre e comunque. Protezione civile è anche questo. No, lei da dove viene? Da Mosnino, Moriago. Comunque. Da Moriago? Sì. Ma perché è venuto qua invece di starsene a casa tranquillo? Perché da diversi anni faccio parte della protezione civile, quindi quando c'è bisogno bisogna... Lei è qua da oggi, da ieri? Da sabato. Da sabato, sì. Quando è entrato cosa ha provato? C'era tutto da pulire, da
da portare via, però eravamo in tanti, hanno lavorato tutti veramente eccezionali e quindi in poco tempo abbiamo liberato tutto e anche pulito tutto. Ma quello che inorgoglisce è la vera e propria corsa a far parte di queste squadre. Di solito per fare questo lavoro pensavo una ottantina di persone, eravamo 120, però io avevo lasciato a casa altre 30 persone, perché erano troppe persone, non riesci a controllarle tutte quante. L'ospedale, se non ci saranno imprevisti per riattivare alcuni servizi, come ad esempio la distribuzione dell'ossigeno, potrebbe essere operativo già da mercoledì, un risultato che inorgoglisce il sindaco di Valdobbiadene. Noi siamo sempre stati molto vicini all'ospedale Guicciardini negli anni, con donazioni da parte dei cittadini, con grande attaccamento, e aver potuto dimostrare di essere pronti nel momento del bisogno, speriamo non ce ne sia, però insomma ritrovarsi pronti quando serve, questo dà senso di orgoglio, perché Valdobbiadene vuole continuare a essere disponibile a chi ne ha bisogno. Una struttura che tutti sperano rimanga solo di riserva, come segno di un contagio in flessione. Altra speranza, quella che in futuro il Guicciardini non torni ad essere un magazzino abbandonato. Con la sanità abbiamo già previsto di fare dei nuovi scenari di protezione civile, finiamo questa emergenza e poi terremo a riserva tutte queste cose. Allora, fra pochissimo ci colleghiamo con Marghera, con Filippo Fois e Sandro Ponchio, dove sta per iniziare la conferenza stampa del governatore Zaia. Allora, vi dicevo, è online. Lo faccio vedere anche fra poco, il nuovo modello che i cittadini dovranno utilizzare per le autodichiarazioni, perché è stata aggiunta una voce nella quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1, cioè di essere in quarantena. Bisogna autodichiarare di non essere in quarantena, visto l'articolo che prescrive il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alle misure della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. Perché si è reso necessario purtroppo questa ulteriore specifica, perché sono state trovate persone che erano in quarantena ma non erano a casa, e dunque questo modello consente a chi si muove di poter, eccolo qui, lo faccio vedere. Vedete, il modello è sostanzialmente uguale, ma c'è questa voce in più: dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid. Quindi c'è questa voce in più, sarà da scaricare per chi lo vorrà scaricare, e altrimenti, come sempre, se uno non riesce a scaricarlo, non ha modo di scaricarlo, se deve uscire solo per quelle misure, come ricordiamo, e cioè motivi sanitari, per fare la spesa e per andare al lavoro e eventualmente quindi a rientrare dal domicilio, ecco, chi deve uscire magari non può stamparlo, come sempre ha la possibilità di compilarlo al momento, perché verrà fornito dagli operatori delle forze dell'ordine, ma ecco, cambia in questo modo, si è reso necessario, come dicevamo, perché purtroppo ci sono stati casi di persone che sottoposte in quarantena si stavano muovendo lo stesso, e allora questa misura in più consente di monitorare meglio la situazione. Io vedo che stanno preparando nella sala stampa, eccolo lì, stanno preparando tecnicamente i microfoni dai quali poi parlerà il governatore Zaia. Allora, vediamo se riusciamo, pronti ovviamente a interrompere nel momento in cui Zaia inizierà a parlare. Vediamo una cosa interessante, diciamo, è l'altra faccia dell'emergenza coronavirus di questi giorni. Rivedremo fra poco i vostri "andrà tutto bene", continuano ad arrivare i video, le foto, ce ne saranno tante di nuove anche oggi. A Trieste però un gruppo musicale ha realizzato una vera e propria canzone, una canzone dal titolo "Io resto a casa". Allora la vediamo subito. Niente partite o spettacoli, solo un brutto film. Vietati baci e contatti e stop al corso di acqua gin. E visioni distorte di paure reali, poi il divieto di stare in un team. Fuori un silenzio assordante, ma la vita
è troppo importante. Oggi amare è stare distante. Io resto a casa. Sì, io resto a casa. Chiuse e confini sbarrati, 1 metro di spazio tra noi. Parlare dietro a una maschera per non fare i supereroi. E pensieri contorti di ossessioni invadenti, le mani non si incontrano mai. Ma in questo contesto alienante l'unione resta importante, anche se oggi il corpo è distante. A casa, sì, io resto a casa. Lontani per non farci annientare, è più forte poi ci faremo abbracciare. Oggi amare è saper aspettare, oggi amare è saper aspettare. A casa, sì, io resto a casa, io resto a casa, io resto a casa. Allora, queste sono la canzone Io resto a casa della band, si chiama Rock Over Band di Trieste, è appunto un messaggio, fra poco ne vedremo un altro se avremo il tempo, perché avete visto anche alle mie spalle prima tutto pronto nella sala stampa, aspettiamo soltanto il governatore Zaia. Abbiamo visto per una mezz'ora circa invece le parole poco fa in diretta del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Berazzi, ma in sostanza in diretta erano un po' tutti via Facebook i direttori generali che hanno fatto proprio il punto non solo sui ricoveri ma anche sul piano tamponi e anche sui controlli Spisal. Vi ricordo, ve lo faccio rivedere, il nuovo modulo di autocertificazione, abbiamo parlato poco fa. Ecco, vedete come cambia con questa nuova voce tra le varie misure da dichiarare, anche di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere risultato positivo al virus Covid-19. Perché questo nuovo autocertificazione? Perché purtroppo c'era chi si muoveva anche con un caso di positività, si muoveva lo stesso invece di essere in isolamento. Vi ricordo che in Veneto in isolamento sono 8.658 persone, isolamento domiciliare per il coronavirus. Allora, noi stiamo aspettando, ovviamente. Vi ricordo il dato odierno, 2704, che dovrebbe essere confermato dal governatore Zaia, a meno che non ci siano ulteriori novità. Lo vedo pronto, allora direi andiamo direttamente dal governatore Zaia. Signori, buongiorno. Buongiorno a tutti. Siete pronti? Sì, un saluto a tutti, buongiorno a tutti. Consueto punto stampa, sono accompagnato alla mia destra dall'assessore alla salute e alla sanità Lazzarin e ovviamente alla mia sinistra l'assessore alla protezione civile Bottaccin. Intanto i dati di giornata, che sono i dati di apertura della giornata: 2.704 persone positive, ricoverate 548, in terapia intensiva 171, dimessi 136, decessi purtroppo la realtà ci dice che ci sono 80 persone che hanno già perso la vita con questa partita della
triste partita del ovviamente coronavirus. Continuiamo a seguire con attenzione la vicenda e ringrazio tutti voi per il grande lavoro che state facendo e ringrazio anche coloro che sono a casa, che ci stanno seguendo. So che molti di voi sono in diretta anche via social e vi dico che siamo a seguire ora per ora questa partita che continua a preoccuparci. L'invito è di non abbassare la guardia, di restare a casa per tutti coloro che possono restare a casa, e penso a chi non ha impegni di lavoro e non ha motivazioni valide per uscire di casa. Un particolare appello lo faccio agli anziani e alle persone appunto che non hanno impegni lavorativi, in particolar modo gli anziani, di organizzare la loro vita con una sorta di isolamento fiduciario volontario, il che significa che ormai, e ringrazio in molti supermercati, in molte rivendite alimentari che portano la spesa a casa, di organizzare magari con rivenditori di fiducia oppure con i volontari. Ringrazio tanti ragazzi, il mondo del volontariato, la Croce Rossa che porta la spesa. Ve la fate lasciare fuori dalla porta di casa e poi trovate un sistema per il pagamento, magari al telefono vi diranno prima l'importo o quant'altro, ma fate in modo di non aver contatti. Questo è il sistema migliore per non aver guai con il coronavirus. Il coronavirus è un nemico insidioso, una persona, come vi ho detto ieri parlando di tamponi, una persona asintomatica, cioè che non ha sintomi ma è positiva, riesce a contagiare anche 10 persone. Allora vi confermo che noi continuiamo con la politica dei tamponi. Mi fa piacere che la voce autorevole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, ieri sera abbia detto test, 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 esattamente 3 volte lo ha detto, il che vuol dire tamponi, tamponi, tamponi. Mi spiace che il mondo scientifico si spacchi a metà su qualcosa che non dovrebbe neanche farci perdere tempo. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi. Penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite, visto e considerato che se becchiamo un paziente, un individuo, un cittadino asintomatico positivo, evitiamo il contagio di altri 10 cittadini. Questo rientra nella logica dei numeri, dei crudi numeri. Ai cittadini chiedo di continuare l'isolamento, chiedo ancora di continuare con il rispetto delle regole, delle distanze, di tutto quello che voi sapete. Vi dico che siamo addirittura d'arrivo anche per presentarvi un dispositivo di protezione individuale. Vi dico anche che voglio ringraziare tutti quei lavoratori, e penso oggi di ringraziare tutti gli operatori dei supermercati, coloro che vanno a lavorare e sono quelli che hanno tra i tanti, non finirò mai di ringraziare il mondo della sanità, ma pensate anche ai tanti lavoratori che mi scrivono dei supermercati e mi dicono ogni tanto ricordatevi di noi. Grazie, grazie di cuore, perché quella è un'attività essenziale, non possiamo tenere chiusi quei negozi e mi rendo conto che molti cittadini hanno ancora difficoltà a mettersi in sicurezza. Ai cittadini dico di non abbassare la guardia, lo ripeto, di restare a casa e di non preventivare, visto le belle giornate, passeggiate, e farò anche in modo di fare in modo che le uscite non si possano fare, visto e considerato che più restiamo a casa meglio è per l'esito della nostra strategia, che è quella dell'isolamento fiduciario, di evitare di portare pazienti non solo in ospedale ma soprattutto in terapia intensiva. Vi voglio dire che siamo partiti con i controlli nelle aziende tramite le Spisal, abbiamo iniziato da lunedì e dando disposizioni lunedì. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. I loro rappresentanti hanno firmato un accordo a livello nazionale, noi non possiamo disporre la chiusura delle aziende, però è pur vero che possiamo disporre i controlli, quindi per quello che ci compete i nostri controllori delle Spisal hanno disposizioni H24 di controllare le aziende dove abbiamo, partendo dalle grandi aziende ma arrivando anche alle piccole, per verificare che ci siano i dispositivi, quindi le mascherine
e i gel disinfettanti e ovviamente le distanze di sicurezza evitando gli assembramenti. Questa è una strategia che portiamo avanti, quindi considerate che siamo appena partiti, penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno, vuol dire che facciamo un migliaio di aziende in 10 giorni, il che comincia a diventare molto, come si può dire, presente anche questa azione di controllo. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Non abbiamo altro da aggiungere su questo fronte. Vi dico anche che il richiamo, voi sapete che noi ci siamo battuti per una norma importante che è stata quella del richiamo dei medici, e do parola all'assessore Lanzarin. Il richiamo dei medici anche pensionati ha fruttato dei numeri. Prego Assessore, accedi quel microfono. Allora, voi sapete che noi avevamo fatto una prima già autorizzazione a tutte le aziende in deroga alle assunzioni, che aveva dato 525 richieste suddivise tra medici, infermieri, OS, laboratori e quant'altro. E su queste 525 persone sono già state assunte una buona parte, quindi sono già entrate all'interno delle aziende sanitarie ed erano in deroga rispetto alla prima settimana. Dopo, a seguito di quelli che sono stati i provvedimenti del governo che hanno quindi ampliato la possibilità, ossia l'utilizzo di pensionati, l'utilizzo appunto dei specializzandi anche non in graduatoria, sposta solo la testa. Perché noi utilizzavamo specializzandi solo in graduatoria con le norme che avevamo prima, mentre i nuovi decreti hanno previsto quindi l'utilizzo dei pensionati, l'utilizzo dei specializzandi degli ultimi anni non in graduatoria e anche, voi lo sapete, insomma, il fatto di poter assumere i medici laureati e abilitati ma non con la specializzazione, che è stata una grande possibilità, voi sapete, in memoria insomma delle famose delibere di agosto. Oggi l'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Poi vediamo la specifica, quindi non vi do le singole, insomma, categorie. Il totale di operatori medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato da Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato con CRIT e quant'altro, quindi 525 autorizzati, 486 con questo nuovo bando che le aziende stanno assumendo. Grazie. Il che vuol dire, cari signori, e poi io chiudo, solo un'altra considerazione da fare e resto a disposizione per le domande, che vuol dire che questa emergenza per noi cuba circa 1 migliaio di persone in più nella sanità, e sono medici e operatori. E questo vi dà anche una dimensione del sacrificio che è stato chiesto a questa comunità. Vi dico poi un'ultima considerazione che ci tengo a farla. C'è tanto dibattito su coloro che risiedono fuori casa e vengono nelle case di villeggiatura, e vedo che molti colleghi dicono anche a tanti veneti: tornatene in Veneto perché qui è bene che tu non stia. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura, che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere, a meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago piuttosto che a Jesolo o in Polesine o il lago di Garda o da qualche altra parte che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Domande? Prego. A proposito, lei
A proposito dei controlli dello Svizzera, possiamo delineare un primo riscontro, una prima tendenza sul rispetto o meno? Buona. Cioè, vi diamo anche dei dati dopo vediamo nell'allegato al comunicato stampa, diciamo che abbiamo trovato aziende che hanno, siamo partiti dalle grandi aziende, abbiamo trovato assolutamente aziende che usano dispositivi e cercano, come si può dire, al massimo di rispettare le indicazioni e quindi i 13 punti previsti. Dopodiché se qualcuno ha qualche segnalazione la fa e noi siamo qui. Altro? Un'altra domanda sui medici, sì, per chiarire. I 525, l'abbiamo detto molte volte, ma per essere sicuri, sono autorizzati via via? Sì, stiamo assumendo. Quanti sono entrati di questi 525? In che percentuale sono già operativi più o meno? Tutti, 100%, sì, siamo a posto con quello. E i nuovi ingressi consentiti dal bando che tempo avranno di... Questi sono pronti perché sono pensionati che arrivano, sono cittadini che arrivano, esistono in carne ed ossa. Quindi si può preventivare una iniezione di 1 miliardo di persone? L'ho appena detto. Grazie. Rispetto al dispositivo che lei dice presto avremo un dispositivo delle mascherine pronte, da dove verranno reperiti questi mascherine? Allora guardate, noi stiamo già acquistando su estero, c'è l'azienda Zero con delle persone che raccolgono tutte le offerte, fanno scouting a livello internazionale. Guardate, quando parliamo di mascherine, lo dico a quelle, ormai sono spariti tutti dalla circolazione, ma all'inizio c'erano i fenomeni, i premi Nobel incompresi, quelli che andavano in giro a dire ma il Veneto non ha le mascherine perché non le ha comprate. Magari fosse così, mascherine non ce ne sono, c'è il mondo in crisi. Noi abbiamo notizie degli Stati Uniti che chiedono su Cina 1 miliardo di mascherine. Allora noi abbiamo almeno 2,5 milioni già contrattualizzati di mascherine che arrivano, ma guardate, non c'è da fare i salti di gioia, noi abbiamo 50.000 dipendenti, più case di riposo, altre robe, cioè solo l'aspetto clinico e paraclinico, medico e paramedico, diciamo, attorno agli ospedali, penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, ma proprio per non sprecare tanto in un momento di emergenza come questo. Abbiamo dei buoni contatti in questo momento, sto parlando sempre di materiale medicale, abbiamo dei buoni contatti che forse riusciamo a intercettare, perché poi qua è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, si intercetta qualcosa che gira sopra di noi a livello internazionale, ogni tanto c'è qualche container che cambia direzione perché poi vengono negoziate queste cose, come li hanno fregati a noi e qualcun altro. E in qualche altra occasione siamo più felici. Non è che li portiamo via a qualcuno, perché sarebbe sgradevole e poco etico. Ci vengono fatte offerte, immaginiamo che ci sia del materiale che gira e purtroppo dobbiamo difenderci anche dagli speculatori che sono i più infami in questo momento. Abbiamo mascherine che vengono offerte a 5 euro all'una, quella che sta indossando lei ci viene offerta a 5 euro da alcuni speculatori e ne vale, penso, meno della metà a farla grande. Pagata 10, ecco. Questa è la situazione. E pensi che quella mascherina forse deve cambiare 2 o 3 volte al giorno. Bene, detto questo, poi abbiamo in animo, avete visto che è passata la norma, sembra, perché ancora il decreto finale non ce l'abbiamo, sembra sia passata la norma per i dispositivi di protezione, così sono stati chiamati, così abbiamo voluto anche noi questo inquadramento, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da metterci, insomma, davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotte in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Forse anche quelle che usate voi dal colore forse sono made in Veneto. Ma non si diceva che ieri c'era un problema di materiale che... ma noi risolviamo i problemi. Il decreto li ha risolti i problemi. Prego. Sulla politica dei tamponi, sì. Ieri è stata evidenziata in maniera puntuale, diciamo, ne faremo 10.000. Sì, 13.000. 13 sono diventati in più. Sì. No, erano 10 in più, giusto? 10.000 in più e più quelli di Padova, diciamo. Ecco, quella
tutto quel procedimento là è partito? Sì. Quindi, addirittura stiamo acquistando attrezzature ancora più innovative, contiamo addirittura di rimpinguarlo ancora di più. Quindi per il personale sanitario, cioè i 54.000 diciamo, dipendenti regionali? Si inizia dal personale sanitario, tutto, anche l'amministrativo. Poi insieme a quelli delle case di riposo, giusto? E poi si va, ovviamente i sintomatici che abbiamo in giro per il territorio per fare delle verifiche, perché capite che se c'è uno con la febbre in casa può avere un'influenza e quindi è meglio sapere che ha un'influenza, la finiamo lì, ma se ha un coronavirus dobbiamo cominciare con gli isolamenti fiduciari di tutti i contatti. Questa è partita oggi, sì. E penso sia autorevole, come vi ho detto prima, la voce dell'OMS, una voce autorevole che ha tagliato la testa al toro, brutto termine, però rende l'idea. Se non vado errando, lei ieri aveva detto che si arriverà a regime entro una settimana. Sì, ma noi i tamponi li stiamo facendo. Poi tra una settimana si parte con... Considerate che ad oggi ne abbiamo fatti 40.000, se vedete il ranking internazionale c'è noi, poi viene la Corea, poi la Lombardia e poi giù a seguire gli altri. Al bilancio lei qualche giorno fa ha parlato di meno 5 milioni per tutta questa operazione da quando è cominciata l'emergenza sul bilancio della sanità del genere. No, guardi, una mano e ci aggiungete uno zero. 50. In questo momento, cioè, guardate che noi abbiamo, se ci arrivano tutti, abbiamo una montagna di respiratori che stiamo comprando. Cioè penso che siamo tra i più noti acquirenti in giro per il mondo, che stiamo andando anche sui fondi di magazzino, perché io non voglio che ci sia qualcuno che perde la vita perché non c'è più un tubo da mettergli in bocca, cioè tanto per dirla in maniera cruda. Guardate, scusate, questo coronavirus dà encefaliti, dà miocarditi, cioè devasta le persone. Ci hanno detto, e anche noi abbiamo detto, è un virus che dà sintomi simili influenzali, ci avevano detto così gli esperti, no? Non è così. Se te lo prendi ti può andare bene, ma se ti va male ti va tanto male. Prego. Cioè, lei parla di 50 milioni di euro, non dal 22 febbraio ad oggi? Sì. Ad oggi. Dal 22 febbraio ad oggi. 50 milioni. Ormai siamo addirittura d'arrivo sui 50 milioni. Ecco, il suo messaggio hai detto in questo senso. Qual è in termini anche di responsabilità collettiva sulle proprie tasse, cioè nel senso il suo messaggio rispetto alla possibilità di poter contribuire tutti in questo... No, guardate, la contribuzione dei veneti è una sola, stare a casa. Abbiamo il tema dei lavoratori che dobbiamo mettere in sicurezza, la chiusura delle scuole e delle aziende non dipende da noi. Per quanto riguarda il governo ho già espresso la mia idea che comunque le misure debbano essere rinnovate e anche inasprite. Mi riferisco alle passeggiate del sabato e della domenica che abbiamo visto che esito purtroppo hanno avuto, e mi riferisco anche al fatto che di domenica bisogna chiudere tutto, anche i supermercati. Dopodiché molti operatori, ve l'ho detto ieri, ma forse ieri mi sono espresso male, un errore mio, perché ieri ho detto non andate 10 volte al giorno a comprarvi un cartone di latte, poi tornate per farvi 10 passeggiate al giorno. E ho detto andate una volta al giorno, e qualcuno ha detto Zai ha detto che si può andare una volta al giorno al supermercato, andiamo tutti i giorni al supermercato. No, se vi fate la spesa che vi dura anche un mese sarebbe ancora migliore, perché voglio ricordare che il virus è dietro all'angolo che vi aspetta e non si sa mai chi può essere contagiato. Presidente, ecco, una cosa che credo interessi molte famiglie e la scuola. Sappiamo che la decisione... La scuola, se la condizione è quella di oggi, secondo me va mantenuta chiusa. Ma ecco lì, tante famiglie, soprattutto anche tanti docenti, si chiedono se l'anno potrà ripartire. Cioè io mi chiedo, quando finisce sta tragedia, sta guerra che stiamo combattendo, che nessuno di noi aveva in programma. Nel decreto il governo ha messo il tema dei congedi parentali, ha inserito tutta una serie di misure per andare incontro. Guardate, sto parlando io del governo che, cioè, rendetevi conto, più politically correct di così non so. Ecco, e spero che ci siano misure più importanti sulle aziende, perché da quel che si capisce questo decreto deve fare quantomeno presagire che ce ne sia uno di strutturato sulle aziende, perché sennò abbiamo grosse difficoltà al di là del procrastinare i mutui e i pagamenti all'erario. Per cui sulla scuola non ve lo so dire, però è pur vero che è bene che la scuola si organizzi
con l'educazione a distanza, insomma tutto quello che è l'educazione multimediale, perché ho l'impressione che la partita non si risolve col 3 aprile. Ricordo che il decreto, diciamo, di questo che definiamo un coprifuoco è fino al 25 marzo, la scuola è chiusa fino al 3 aprile. Io adesso darei spazio ai colleghi della stampa quotidiana che salutiamo e agenzie che fremono. La prima domanda alla Vanzan, riferisco in modo letterale perché ieri ho dovuto interpretarne alcune per la fretta, ma oggi abbiamo un po' più di tempo. Allora, la Vanzan cita una sua frase: farò in modo che le uscite non si possano fare. Esattamente cosa vuol dire? Perché questa domanda ha fatto Domenico Basso, direttore di TV. Vabbè, allora io dico che sono stato chiaro anche prima, lo ripeto, per me significa che se sarà, immagino di sì, rinnovato il provvedimento restrittivo del governo, si valuti l'opportunità di vietare anche le passeggiate, punto. Nel senso che si sta in casa, punto e basta, si esce per andare a fare la spesa, per lavorare, per attività indifferibili, andare a trovare un parente in ospedale o farsi un accesso a un pronto soccorso o a un funerale o a un matrimonio o a un battesimo, che si possa... c'è la tumulazione in cimitero con i parenti stretti, sì. E quindi funerale in quel senso e basta, appunto. Guardate, il problema non è l'uscita in solitaria, che è innocua, cioè andare a correre per i campi è innocuo, però il problema è che mi metto nei panni dei cittadini che vivono nelle aree urbane, che dico vado a passeggiare al parco e poi il parco si riversa a tutta la città, abbiamo visto le foto, e questo è pericolosissimo. Mi permetto di... Allora, neanche quello, perché purtroppo mi è morto, quindi non c'è neanche quello. Mi permetto di interpretare la diretta un anno terribile. Mi permetto di interpretare invece la collega Nicolo Simoro che chiede dei numeri, quindi glieli forniremo successivamente. Quanti dei 615 sanitari in isolamento, che erano in isolamento ufficiale, sono tornati al lavoro, e se abbiamo qualche numero, visto che il decreto consente di ritardare la pensione a medici e infermieri, questo è un calcolo che andrà fatto. Sì, guardate, il decreto prevede questo, cioè di fare in modo di ritardare la pensione fino alla cessazione dell'emergenza, almeno dice la bozza del decreto che ho visto io. Quando vedremo il decreto definitivo, bollinato, allora avremo più certezza. Collega Berretta, in realtà gli abbiamo già risposto, le 60 aziende controllate presentavano irregolarità. Il collega Tomassini dell'agenzia DIRE chiede la regione non può chiudere l'azienda ma il Presidente ritiene sarebbe opportuno. Chi è che fa questa domanda? Fabrizio Tomassini, agenzia DIRE, dice la regione non può chiudere l'azienda ma il Presidente ritiene sarebbe opportuno. Ma guardate, io allora siccome ogni volta che faccio dichiarazioni su queste robe vado avanti 3 giorni poi a fare la lettura della lettura di quello che ho detto, vi dico semplicemente è una competenza dello Stato. Allora se mi chiedete da un punto di vista scientifico, se tutti noi stessimo chiusi in casa ermeticamente con un giro di silicone sarebbe la soluzione, diciamo, più garantista. Ovvio che poi bisogna anche vivere. Ad esempio vi ricordo che ci sono aziende che non possono chiudere, non debbono chiudere, sono quelle della filiera agroalimentare, biomedicale, farmaceutica, e di conseguenza loro si trascinano dietro tutte quelle che lavorano con il packaging, con la logistica. Lo dico perché anche, diciamo, i più fondamentalisti su questo fronte dimenticano che ci sono delle aziende che non possono chiudere, i cittadini devono alimentarsi, devono curarsi e alcuni servizi sono essenziali. Per il resto vedo molte aziende che hanno chiuso autonomamente, citiamo il caso Texa per citarne uno, insomma non vorrei citare tutti i casi della mia zona perché magari la conosco di più, ma ci sono molte imprese che hanno deciso di chiudere, se non sbaglio anche la Benetton mi sembra che abbia chiuso, non vorrei dire... Luxottica sicuramente Luxottica non lo so, è chiusa. Electrolux ieri era chiusa, se non ricordo male anche quella. Insomma, c'è movimento. Dopodiché immagino che se un'azienda sa di mettere in sicurezza i propri lavoratori, continua. Se sa che la sicurezza non è garantita, sapendo anche che noi facciamo i controlli, è inevitabile che chiuda. La seconda domanda, appunto, fra divieti di passeggiata, inviti a restare a casa e tutto, lei e aziende, lei chiederà nel prossimo DPCM eventuale del governo che tutte queste considerazioni vengano... Ma io è la terza volta che lo dico in questa conferenza stampa. Il collega Giacomuzzo del giornale di Vicenza, contagi come stanno andando l'abbiamo detto, accessi alle terapie intensive l'abbiamo detto,
Il Presidente di Consip in un'intervista invita le regioni a fidarsi, facciamo noi gli ordini per tutti. Il Veneto si fida, fa affidamento su questa... Guardate, evitiamo le polemiche, non abbiamo bisogno di polemiche. Se Consip ha un camion rimorchio di mascherine, ce le porta, appunto. Nel frattempo, se passa uno per strada e mi dice ne vuoi una sporta di mascherine, compro anche quelle, non funziona così da noi. Noi siamo gente che è abituata a rimboccarsi le maniche, quindi non vediamo Consip come un nemico, ben volentieri vado a fare gli acquisti, se capita uno che ci suona il campanello le compriamo anche da lui, penso che non sia un reato, no? Ordinanze sue rispetto alle restrizioni, pensa di farle o no? Le farei se stessero in piedi giuridicamente, ma alcune restrizioni, per dire la passeggiata da domenica, io ho valutato, non c'è potestà giuridica per fare un'ordinanza del genere. C'è qualcuno che potrebbe addirittura invocare il sequestro di persona. Quindi ci vuole a monte una norma superiore che ci autorizzi. Prego. È arrivata la delegazione cinese e cosa sta facendo? Non lo so. Posso chiedere una cosa sui dati? Prego. Allora, ho visto oggi, guardando i dati molto velocemente, si nota un leggero decremento rispetto ai giorni precedenti sull'aumento degli infettati. Ecco, non è da leggere statisticamente, vero? Perfetto. No, guardate, posso darvi un consiglio e vi chiedo un aiuto: non diffondete notizie positive. Di certo io non le diffondo, il modello noi lo conosciamo, non lo diffondiamo perché creerebbe solo angoscia e non è giusto, e anche perché siamo convinti fino in fondo che alla fine vinceremo noi, non vincerà il modello. Però diffondere oggi informazioni di natura tranquillizzante non ci aiuta per nulla, ma non è una strategia, è la verità. Cioè flessione dal punto di vista statistico non vale niente sta flessione qui, noi siamo comunque in emergenza, tanto è vero che adesso diamo l'emergenza a iniziare anche l'attività su Villafranca come Covid Center, quindi come centro coronavirus, abbiamo già Schiavonia, anche qui. Ringrazio i sindaci per il lavoro che fanno e capisco le loro ansie, però guardate, siamo in battaglia e ringrazio anche i cittadini che ci dicono ma Schiavonia c'è il punto nascita, tornerà tutto come prima, avremo un paio di mesi di emergenza e purtroppo bisogna fare sacrificio. Io non posso vedere morire gente perché devo lasciare aperti i reparti di qua e reparti di là. Garantiamo le attività sanitarie a tutti, che gli diamo il sacrificio di spostarsi in macchina invece di andare a Schiavonia da un'altra parte, nessuno partorirà per strada, nessuno partorirà a casa, tutti partoriranno in un punto nascite, questo è poco ma sicuro, però capite che ci sono delle priorità. Le priorità sono salvare la vita ai nostri cittadini. Le ultime due domande velocissime. Galvan dell'ANSA chiede esattamente quando può partire il progetto Crisanti. Ma siamo pressoché operativi, adesso abbiamo la delibera e via. Lo presenteremo i prossimi giorni. L'ultima domanda, UDP News chiede relativamente a Vittorio Veneto, ma altri hanno chiesto su altri ospedali, quando saranno pronti questi ospedali, quelli ex rinnovati, gli ex ospedali riattati, sono già pronti per raccogliere i positivi al Covid-19. Sono già pronti, UDP News sicuramente si riferisce a Valdobbiadene, ma abbiamo anche gli altri. Vittorio, per esempio, Vittorio Veneto. Però in effetti non c'è Valdobbiadene. No, Vittorio Veneto è un Covid Center ma adesso non scatta. In provincia di Treviso Covid Center abbiamo Vittorio Veneto e il San Camillo, dopodiché c'è Treviso che è l'hub che comunque ha le infettive e le rianimazioni. Per quanto riguarda i famosi 5 ospedali per 710 posti letto, vi dico solo questo, noi non è che ci eravamo dimenticati quegli ospedali, tanto è vero che in una decina di giorni li abbiamo messi aperti tutti. Questo dà la dimostrazione che ospedali chiusi da 7, 8, 9, 10 anni li abbiamo riaperti con velocità. Avevamo ben chiaro che quelli rappresentano un polmone per la nostra sanità. Lo dico perché qualcuno dice ma no, guarda che avevano chiuso gli ospedali che sono in ordine. Sì, sono in ordine perché noi abbiamo deciso che è così. Cioè non siamo venuti giù con la piena del Piave, per capirci. Sappiamo bene che ruolo hanno quegli ospedali, che non possono essere degli hub provinciali, che non ci permettono di dare massa critica e professionalizzazione ai nostri operatori, perché quando hai pochi posti letto cosa fai? Cioè non è che puoi fare un ospedale generalista con 100 posti letto, ti fai male e fai male ai cittadini, ma però ci servono come polmone e resteranno dei polmoni
all'occorrenza per la nostra sanità. Io non aggiungo altro. Controlli a campione on the road, come funzioneranno? Funzionerà che presenteremo il progetto con il professor Crisanti. Presidente, ultima battuta se possibile. Ho visto qua sull'appunto la settimana scorsa ci avevi detto verso martedì potrò dirvi qualcosa, non previsioni, ma insomma sull'attendibilità dei modelli adottati per vedere se almeno si va nella direzione giusta. Siamo preoccupati come 5 giorni fa. Cioè, leggere un calo oggi vuol dire leggere un calo. Oggi non c'è un calo. E bisogna stare in casa, bisogna capire che tutta sta roba del coronavirus, anche con i danni che ha fatto Johnson con le sue dichiarazioni, non è una passeggiata. Danni perché lui fa quello che vuole a casa sua e non mi permetterei mai di discutere la politica sanitaria degli inglesi, figuriamoci. Però è pur vero che ha diffuso tra i cittadini, in alcuni, pochi ma c'è, e soprattutto quelli collegati alle filosofie terapiattiste e complottiste, che il tema dell'immunità di gregge e lasciar morire chi deve morire sia la soluzione migliore. Siccome per me, e finché ci siamo noi, i cittadini non sono un numero, ma hanno un nome e cognome, hanno una storia di vita e soprattutto gli anziani hanno fatto grande questo territorio e hanno fatto grande il Veneto, hanno diritto ad essere rispettati fino in fondo e si vergognino quelli che dicono alla fine muoiono solo un po' di anziani. Grazie. Grazie. Ieri parlava della simulazione dei voli in elicottero con il biocontenimento dei pazienti affetti da Covid-19. Come sono andate le simulazioni e si è a partire, cioè il Veneto può cominciare a fare questo tipo di voli? No, il test era a livello nazionale, è venuta l'ENAC, appunto l'Ente Nazionale Aviazione Civile, per verificarlo e aspettiamo l'esito. Va bene? Grazie, ho una domanda per te. Ci consegnate i li consegniamo. quelli dei medici? Sì, io avevo detto tra i medici ci sono 21, li trovate scritto, ci sono 21 anestesisti e rianimatori, quindi questo è un risultato importante, cioè 21 sono anestesisti e rianimatori, quindi andranno potenziando le terapie che stanno soffrendo. Scusate, per mio ritardo mentale, io non ho capito perfettamente il discorso dei controlli Spisa, perché sembrava di aver capito. Allora, ogni azienda ha fatto 2 o 3 controlli Spisa, la giornata di ieri la sta facendo anche oggi, e anche rispetto a aziende medio-grande. Sì. Hanno fatto il controllo, stanno redigendo un verbale. E oggi, quello che diceva il Presidente, insomma, hanno trovato comunque buone condizioni, quindi con sicurezza e con i dispositivi. Ecco, su questo ha detto il Presidente. Hanno fatto 60 ditte ieri, tutte le aziende sanitarie della Regione Veneto, quindi tutte 9 le aziende USL, questa mattina sono fuori di nuovo. Non ha rispettato a fondo le 3 regole principali, perché magari basta per esempio la richiesta di approvvigionamento di mascherine per mettere, ci sarà un verbale, la spesa scriveranno, fanno dei verbali come quando vanno fuori in ogni visita e in ogni sopralluogo. A posto? Grazie. Ciao, grazie. Arrivederci. Arrivo ragazzi. Viene approvata il decreto 41. Ecco, allora dopo vi mando. Stai dietro. Va bene. Allora, fra poco magari ci ricolleghiamo quando è pronto magari Filippo Fois per tirare un po' le fila del discorso. Insomma, tante cose ha detto il governatore Zaia in questa lunga diretta. Allora facciamo così, lanciamo la pubblicità e torniamo subito in onda e facciamo allora un po' un riassunto delle cose che ha detto Zaia. Eccoci in diretta. Allora fra poco ci ricolleghiamo con Filippo Fois dalla unità di crisi di Marghera, che ci darà uno degli aspetti di cui ha appena fornito i dati il governatore Zaia, una delle notizie del giorno, e cioè il numero dei medici che grazie all'ultimo bando regionale, quello post decreto, che quindi dava la possibilità anche
ai pensionati e laureandi abilitati ma senza specializzazione di andare a lavorare negli ospedali, nelle corsie, insomma dove c'è bisogno. I numeri sono importanti perché sono 486 camici bianchi, di questi sono 23 pensionati che vanno ad aggiungerci a poco più di 500, insomma, per avere 1 migliaio di persone in più, ma ce le dirà nel dettaglio Filippo Fois. Ma ha detto tante cose il governatore Zaia. Innanzitutto ha rinnovato l'appello a stare a casa, ha ribadito, ma l'aveva già detto ieri, che chiede al governo ufficialmente, ha chiesto al governo e ne ha già parlato con gli esponenti dell'esecutivo di inasprire i divieti, quindi chiudere i centri commerciali la domenica e sostanzialmente di vietare le passeggiate. Il punto delle polemiche di questi giorni era proprio su questo. Ha ribadito l'operazione tamponi va avanti, tamponi a tappeto, forte anche di quello che ha detto l'OMS ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con quel test, l'appello, cioè fate il maggior numero di tamponi possibili. E ha detto una cosa importante in chiusura, perché alcuni sollevano il dato di contagi che seppur sempre in aumento sembrerebbero calare rispetto ai giorni scorsi. In realtà Zaia è stato molto chiaro e ha detto: i modelli ci stanno dicendo altro. Se vi dicessimo i modelli, insomma, non vi diciamo quali sono le previsioni dei modelli per non mandare nel panico la gente, ma la situazione è sempre molto preoccupante. Siamo preoccupati, ha detto Zaia, come 5 giorni fa, e quindi l'aspetto fondamentale è: adesso sarebbe davvero la sconfitta di tutti, mollare proprio sulle restrizioni. Bisogna anzi inasprire ancora di più, essere ancora più ligi a quelle che sono le restrizioni, perché appunto i modelli dicono che la progressione sta aumentando. Ancora ha parlato dello Spisal, dei controlli nelle aziende che sono partiti già da ieri. Ci sono una 60ina le aziende già controllate, ne aveva parlato anche il direttore Benazzi nella precedente conferenza stampa di mezzogiorno in riferimento all'ULS 2, 60 aziende controllate, grandi, piccole, medio-grandi diciamo. L'obiettivo è di quello di controllarne 100 al giorno, e ha dato una indicazione importante, cioè quello di segnalare a chi lavora nelle aziende se ci sono casi in cui veramente mancano dispositivi, mancano misure di sicurezza, dovete segnalarli. E questo, lui ha detto, non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, e soprattutto delle aziende che devono tenere aperto, perché ci sono alcune aziende che devono tenere la propria attività aperta, ma non è un'attività inquisitoria, ma è necessario che tutti lavorino in sicurezza, appunto per il bene dei lavoratori, per il bene di chi accede eventualmente a queste aziende, insomma, per evitare, con l'obiettivo sempre di evitare il contagio che aumenti. Ha parlato delle mascherine e quindi di quella produzione Made in Veneto che sta per partire, e ci darà i dettagli nei prossimi giorni. L'operazione Made in Veneto, grazie appunto anche allo sblocco e al sì del decreto del governo, e quindi la possibilità di poter produrre in Veneto le mascherine, e quindi ci sono aziende già pronte per questo. È un altro elemento, anche perché dice noi stiamo comunque cercando di acquistare dall'estero le mascherine che non si trovano da nessuna parte, e purtroppo il rischio è quello di cadere in mano agli speculatori, che dice sono veramente la parte più infame in questa situazione, coloro che appunto vendono le mascherine a prezzi esorbitanti alle regioni, insomma alle istituzioni, e non solo alle persone. Ha fatto anche un accenno non indifferente alla questione dei villeggianti, alla questione delle seconde case, e l'accenno, anche se non l'ha detto apertamente, era al collega presidente della provincia di Trento e Bolzano, Compaccer, che ha dato il via a quella ordinanza di mandar via sostanzialmente i villeggianti e chiunque non sia residente in Alto Adige, di tornarsene a casa propria. È un
ordine appunto del presidente della provincia Arno Compascer, che ha recepito il decreto del presidente del Consiglio dell'11 marzo e quindi per motivazioni sanitarie sostanzialmente sta mandando via, dice di dover mandare via i villeggianti che non sono del Trentino Alto Adige fuori dai confini della provincia di Trento e Bolzano, e Zaia ha ribadito noi i turisti non li mandiamo via, non mandiamo via i villeggianti, non è nostro uso e costume, insomma stride questa decisione delle ultime ore in Alto Adige con la giornata di oggi, peraltro, che è la giornata dell'Unità d'Italia, insomma della festa dell'Unità d'Italia. Ancora ha parlato della scuola, insomma è stato chiesto cosa ne pensa delle scuole. Non è un elemento decisionale della Regione, quello delle scuole e delle aziende che restano chiuse, ma a domanda precisa sostanzialmente Zaia ha fatto capire che se i modelli restano questi, se la situazione è questa, difficilmente la cosa sarà risolta entro il 3 aprile, come sapete la chiusura delle scuole è al 3 aprile come ultimo giorno, e quindi ha lanciato in qualche modo un messaggio anche ai dirigenti scolastici, alle maestre e anche evidentemente ai genitori e tutto, per prepararsi eventualmente a un prolungamento della chiusura, ma questo sarà in mano al governo. Tante cose dunque, tra queste, lo dicevamo, abbiamo appena accennato perché lo lasciamo dire al nostro Filippo Fois, la questione medici. Questo è molto importante il risultato dell'ultimo bando che si somma a quello precedente, e quindi anche i famosi medici richiamati in servizio. Filippo. Noti, Nicola, i ecco. dati, le risposte al bando di azienda. Sì, sono state resi noti le risposte al bando di Azienda Zero per le assunzioni straordinarie di personale. Si tratta ancora di dati provvisori che già sarebbero da aggiornare nelle prossime ore, però intanto possiamo dirvi che si parla di 196 medici, di questi nuovi 196 medici 23 sono pensionati, 62 abilitati, 53 medici specialisti e 58 specializzandi. Fra questi 21 sono anestesisti rianimatori, 290 assunzioni di personale del comparto, sono 14 assistenti sanitari, 194 infermieri, 17 tecnici di laboratorio, 60 tecnici di radiologia e 5 tecnici prevenzione. Il totale di operatori, medici più personale di comparto che finora hanno risposto al bando quindi è di 486. Si tratta di una cifra, come già annunciato, provvisoria, che probabilmente è stata già superata in queste ore e che saremo in grado di aggiornare non appena arriveranno le comunicazioni ufficiali da parte della Regione. Filippo, è stato anche particolarmente significativo il momento in cui ha detto non è il momento delle notizie positive. Qualcuno gli faceva notare che sembra il dato giornaliero che nonostante l'aumento l'aumento costante dei numeri. C'era stata una sua uscita in questo senso qualche giorno fa e diciamo che si era sperato che per l'appunto potessero arrivare notizie positive. Evidentemente ancora è molto presto per poterle dare, anche perché insomma io direi non è il caso di abbassare la guardia, visto che questa è una vicenda nella quale siamo tutti coinvolti. Non si tratta solamente delle istituzioni, siano amministrative o sanitarie, che si stanno impegnando sul campo, ma anche tutti i singoli cittadini che ancora una volta sono chiamati a fare la loro parte, rispettare le distanze, lavarsi le mani, uscire di casa il meno possibile, soprattutto questo, che è una cosa che si è vista che non tutti hanno recepito al 100%, per cui diciamo che anche il messaggio è questo, non possiamo permetterci ancora di abbassare la guardia. Probabilmente la situazione che stiamo vivendo, le limitazioni che stiamo adottando in questo periodo dovranno essere prolungate ancora. È stato ribadito più volte, se tutti fossimo rimasti completamente a casa il virus si isola. Purtroppo non è possibile per tutti rimanere a casa per motivi lavorativi oppure di strette esigenze, però chi lo può fare lo deve fare, perché più si continua a non osservare queste prescrizioni, più si allontana il termine in cui potremmo dire che questa vicenda è finalmente terminata. Grazie allora Filippo Fois e Sandro Ponchio per i vostri collegamenti, grazie e buon lavoro, allora poi ci risentiremo, grazie. Eccoci.
Allora, peraltro mi ero dimenticato di ricordarvi, ma poi magari riproporremo l'intervento di Zaia. Ha fatto un accenno anche agli anziani parlando delle restrizioni del restare a casa, ha detto sostanzialmente una sorta di appello agli anziani, un appello a un isolamento fiduciario volontario, come dire restate il più possibile in casa, fatevi aiutare con la spesa perché chiaramente siete i soggetti più a rischio. Pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta. Allora abbiamo fatto un po' il punto della situazione del discorso di Zaia che poi rivedremo magari in forma sintetica. Tra le cose che ha detto Zaia ha parlato ovviamente anche del decreto Cura Italia e ha raccolto un po' quelle che sono le indicazioni del tessuto economico del Veneto, un po' come abbiamo fatto noi in queste ore, e la sensazione appunto è ancora che manchi qualcosa, insomma ci dovrà essere qualcosa di strutturato per le aziende nel cosiddetto prossimo decreto di aprile, al di là delle scadenze da rinviare. Allora sentiamo il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro, in questo video da lui stesso mandato. Cari colleghi, in questo momento c'è bisogno di fiducia, c'è bisogno di reciprocità, c'è bisogno di responsabilità, c'è bisogno di fiducia nei confronti di chi ci guida, c'è bisogno di reciprocità perché più veloci siamo ad adeguarci a queste nuove situazioni, più veloci saremo ad uscire da questa emergenza. C'è bisogno di responsabilità, ci dicono di rimanere a casa, facciamolo, ci sono i nostri colleghi che tutti i giorni ci garantiscono beni e servizi di prima necessità, ci sono i nostri collaboratori che in smart working ci garantiscono tutti i servizi e tutta l'assistenza di cui c'è bisogno. A loro va un grazie per quello che stanno facendo, per i risultati che stanno ottenendo, va un grazie perché ci garantiscono che c'è un futuro per le nostre imprese. Grazie agli associati, grazie a tutti i livelli di Confcommercio, il provinciale che sta facendo un lavoro straordinario, il regionale e il nazionale. Stanno arrivando gli aiuti richiesti. Abbiamo parlato pubblicamente poco, ma credetemi abbiamo lavorato davvero molto. Da domani c'è un numero verde, c'è un nuovo sportello attivo, uno sportello che ci permetterà di risolvere i problemi immediati, le urgenze, ma soprattutto di approfittare di questo tempo per programmare il futuro e pianificarlo con nuove soluzioni innovative. Confcommercio c'è, seguiteci, abbiamo fiducia, dovete avere fiducia. Il messaggio è quello della fiducia, ovviamente per cercare di uscire indenni da questa tempesta, davvero che sembra una tempesta perfetta e speriamo che non sia una tempesta perfetta. Allora, a proposito di scuole, la UIL e le proposte della UIL sulla chiusura soprattutto dei nidi e il servizio di Venezia. L'emergenza sanitaria purtroppo non è terminata, non siamo ancora arrivati al picco, quindi purtroppo le cose andranno per le lunghe, le scuole difficilmente riapriranno. Per cui come UIL pensiamo di suggerire all'amministrazione comunale di fare un qualcosa per le famiglie. La UIL di Venezia guarda avanti perché il probabile perdurare della chiusura di scuole e nidi a causa dell'emergenza sanitaria potrebbe durare ancora ed è in questa ottica che viene lanciata la proposta di istituire una piattaforma dedicata all'interazione tra educatrici, insegnanti e genitori. Il personale educatore e insegnante del Comune di Venezia è disponibile, già lo sta facendo in maniera autonoma, di dare una mano alle famiglie, di essere un punto di riferimento per le famiglie. Questo non vuol dire fare le maestrine ed insegnare ai nonni e ai genitori a fare il loro mestiere e nemmeno dare le lezioni per casa, ma dare un supporto anche a volte solamente psicologico, riteniamo sia importante. Sebbene proposte e suggerimenti dal personale pedagogico siano ben accette, secondo Mario Ragno l'interazione non dovrà essere dettata dall'alto. Lo scopo della piattaforma non deve essere quello di dare lezioni per casa, ma di far sentire la propria vicinanza ed essere pronti ad ascoltare eventuali richieste di aiuto o semplici suggerimenti.
L'importante è che avvenga tutto su base volontaria, specificano dalla UIL. Si dimentichi per una volta la dirigente il suo ruolo di comando, dice il segretario generale della funzione pubblica veneziana del sindacato, ma cerchi di coinvolgere il più possibile il personale e vedrà che i risultati saranno di gran lunga superiori a quelli ottenibili con qualsiasi forma di obbligo. Così allora per quanto riguarda la scuola, ci stiamo per collegare, adesso vediamo con, credo, Angelo Centola, del direttore dell'ACI di Treviso, vediamo se riusciamo a farlo su Skype o se lo facciamo al telefono, perché poi tantissime chiamate, tantissimi quesiti di questi giorni sono anche per le scadenze che riguardano le auto, revisioni, bollo, eccetera. Allora con lui ci faremo chiarire la questione. Intanto, ad esempio, andando a parlare della vita, il tempo del coronavirus, e quindi anche la rete di informazioni, prescrizioni sul coronavirus via messaggio WhatsApp a tutti i cittadini, alla scelta del comune di Valli di Pasubio. E quindi l'appello del sindaco a non raggiungere il comune turistico per scampagnate o gite in mountain bike, quindi Valli di Pasubio SMS. No, sì, c'è. Dovremmo vederlo adesso. L'informazione sulle disposizioni in materia di coronavirus viaggia via messaggi sul cellulare. Ogni comune si attrezza per raggiungere più rapidamente il maggior numero di cittadini. Valli del Pasubio ha scelto di attivare in tempo record un servizio via messaggistica WhatsApp nato per eventi ed iniziative del comune, che oggi diventa mezzo di comunicazione su Covid-19. In questo momento di emergenza è fondamentale che i cittadini siano informati su tutto quello che riguarda gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus. Ed è fondamentale che ci sia una comunicazione precisa, corretta e che non dia adito a possibili dubbi. Cioè la comunicazione arriva al cittadino su una semplice chat di WhatsApp, il cittadino non può rispondere, legge, si informa, se ha qualche dubbio telefona in comune e così riusciamo a gestire molto meglio l'emergenza coronavirus, informando quotidianamente tutti i nostri cittadini. Sono già più di 230 quelli che hanno aderito al servizio, quindi in una settimana. Dalla messaggistica al servizio di spese e medicine a casa, il comune non lascia soli i suoi cittadini, ma allo stesso tempo, vista la zona turistica e la continua presenza di gente anche in questo momento, il sindaco lancia l'ennesimo appello. Faccio un invito a non venire a fare passeggiate, a fare giri in mountain bike, in bicicletta, perché in un momento come questo bisogna veramente rimanere a casa, bisogna veramente non fare di testa propria, ma seguire le indicazioni che ci sono state, che ci vengono date da parte delle autorità, e quindi vi prego, rimanete a casa il più possibile. Eccolo, adesso lo vedo, lo saluto, così eccolo qui, eccolo qua. Allora, abbiamo in collegamento Skype Angelo Centola, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, la sento, direttore dell'ACI di Treviso, le chiedo di spostarsi leggermente, di abbassarsi un attimo. Eccolo qua, perfetto, benissimo. Allora, tante domande che arrivano in questi giorni, in queste ore dai nostri telespettatori riguardano proprio il settore delle auto, ma proprio le scadenze, insomma, il bollo, le revisioni, eccetera. Possiamo fare un quadro, insomma, un vademecum per chi appunto è titolare di un'auto e ha scadenze in corso? Cosa cambia adesso con il decreto e le cose che devono fare, insomma? Niente, c'è stato questo articolo del decreto, precisamente il 99, in cui tutti gli atti amministrativi e quindi gli atti autorizzativi vengono spostati alla data del 15 giugno, quindi dobbiamo capire la data di scadenza delle revisioni. Comunque una norma di carattere generale fa riferimento al fatto che se il termine di scadenza computa dal 31 gennaio fino al 15 di aprile, il tutto si riporta automaticamente al 15 di giugno. Quindi questo è un primo dato ufficiale. Poi se ci saranno altre comunicazioni aspettiamo il Ministero dei Trasporti per delle indicazioni di tipo operativo. Per esempio posso già dire che in alcune province le revisioni delle
delle autoambulanze piuttosto che di mezzi della protezione civile, eccetera, eccetera, sono effettuati in maniera, diciamo, ordinaria. Invece, per quanto concerne le revisioni dell'automobilista, diciamo, privato medio, sono spostate tutte al 15 di giugno, a meno che non c'è una circolare informativa da parte del Ministero o di un dirigente centrale che ci dica qualche cosa in più. E cosa le chiedono, altre cose che le chiedono i vostri associati, se ci sono domande particolari, interrogativi? Ma abbiamo tante richieste di informazione legate ai passaggi di proprietà, ai bolli, al bollo auto, e qualche anche nostro associato che ci chiede qualcosa sulla nostra tesserina associativa. Per il resto hanno bisogno di questo servizio, gli diciamo che gli uffici fino al 20, quindi fino a venerdì 20, resteranno chiusi, perché abbiamo a cuore anche la salute pubblica di tutta la nostra cittadinanza, di tutta la nostra di tutti i nostri soci, di tutti i nostri automobilisti, e quindi diciamo così che nostro malgrado siamo costretti a fermare il servizio, però spero di poterlo riprendere al più presto possibile. Non è competenza vostra perché riguarda più la motorizzazione civile, però è importante cosa possiamo dire a chi appunto deve rinnovare la patente, gli esami della patente, insomma è tutto un mondo che si sposta in avanti, non si sa bene fino a quando, da quel punto di vista? Per quanto riguarda la patente, come si diceva prima, la data diciamo da prendere in considerazione è il 15 giugno per le patenti, come dicevo prima, in scadenza tra il 31 di gennaio e il 15 di aprile. In questo lasso di tempo chi ha, diciamo, la patente in scadenza sia tranquillo che fino al 15 di giugno può tranquillamente circolare. Naturalmente poi il servizio può rivolgersi, quando noi riusciremo ad aprire, e speriamo che la situazione migliori il più presto possibile, può rivolgersi ai nostri uffici per ulteriori come dire, informazioni a riguardo. Però il decreto è chiaro per quanto concerne le patenti, quelle in scadenza dal 31 di gennaio al 15 di aprile. La scadenza è prorogata al 15 di giugno 2020. Questo è importante. Per quanto riguarda invece gli esami, le sessioni d'esame delle patenti... Per quanto mi riguarda e dalle informazioni che ho ricevuto e che posso diciamo esternare, so che è tutto in sospensione, quindi ci sarà una nuova comunicazione da parte del Ministero per riportare il tutto, diciamo, nell'ordinarietà. Naturalmente vi dico anche che ho informazioni riguardo anche alla chiusura delle autoscuole, perché vista la, come dire, la necessità e la straordinarietà di questa situazione, l'autoscuola ha, come dire, come tradizione è un luogo di incontro, è un luogo di formazione, quindi il governo giustamente, per abbassare il rischio, ha deciso di chiudere le autoscuole. È equiparata, immagino, all'istruzione normale, quindi fino al 3, e poi vedremo se ci sarà un prolungamento. Assolutamente sì, siamo tutti in attesa di informazioni ufficiali. Senta, le chiedo invece questo a più ampio raggio, insomma, è una crisi che ovviamente investe tutti i settori, anche quello dell'automobile, le fabbriche, le aziende, eccetera. Lei se ha potuto dare un occhio, insomma, ha potuto analizzare un po' il decreto, cosa dice di questo decreto Cura Italia, se c'è bisogno di altro, di cosa c'è bisogno? Ma guardi, io le dico questo, il mondo dell'auto è colpito, naturalmente come ACI abbiamo anche fatto una campagna di tipo nazionale, nel senso che questo è il momento in cui pensare alla salute pubblica, quindi prima andavamo a cercare di sensibilizzare la popolazione a strade sicure. In questo momento stiamo sensibilizzando la popolazione alle strade vuote, cioè nel senso cerchiamo di stare a casa, facciamo passare il prima possibile questo momento e poi riprenderemo. Naturalmente ci rendiamo conto che il settore sta avendo delle ripercussioni non indifferenti, però questo è il momento di pensare alla salute degli automobilisti e dei cittadini.
Benissimo, grazie, allora buon lavoro davvero anche a voi di ACI Treviso, grazie davvero. A tutti gli spettatori. Grazie dunque ad Angelo Centro, quindi importanti informazioni, avete capito, quindi se avete la patente in scadenza entro il 15 di aprile viene prorogata al 15 di giugno, per quanto riguarda invece le sessioni d'esame tutto in sospeso, c'è questa proroga insomma fino al 15 giugno per le scadenze. Allora, vediamo un altro passaggio, un altro volto, un'altra faccia dell'emergenza coronavirus. Se ricordate prima i grazie del direttore Benazzi, è arrivato anche per un grazie non solo agli operatori degli ospedali ma anche a chi sta donando quello che può alla regione. Allora facciamo rivedere il numero di conto corrente IBAN e l'IBAN eccolo qui, per mandare le donazioni, la raccolta di fondi a sostegno contro l'emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto, e quello è il numero IBAN, il codice IBAN e la causale sostegno emergenza coronavirus. Poi la solidarietà è fatta di piccole cose, ha ringraziato il direttore Benazzi, se ricorderete, anche quelle pizzerie da asporto che portano le pizze agli operatori sanitari, ai medici e infermieri, insomma, che sono sottoposti a questi turni davvero massacranti. E poi c'è il volto della resilienza, lo chiamiamo così, di quelli che appunto sono in casa, che devono restare in casa, giustamente restare in casa. Molti sono i bambini che aspettano di capire come e quando potranno tornare. Vi faccio rivedere allora il cartello per mandare i vostri video e le vostre foto, andrà tutto bene. Adesso lo rimettiamolo così. Rimettiamo il cartello. Stanno arrivando, eccolo qua, stanno arrivando ancora tanti video e tante foto. Continuate a mandarli, noi ogni giorno mandiamo almeno un paio di contributi, e allora ne abbiamo uno nuovo, il numero 6, lo dico alla regia. Vediamo allora ancora i vostri sorrisi di resilienza contro il coronavirus. Ciao a tutti! Forza Italia, andrà tutto bene! Io resto a casa!
C'è bisogno anche di questo, di questi colori, di questi bimbi, di questi sorrisi. Ce n'era bisogno ieri anche a Marghera, ieri mattina, al quartiere Citta, dove c'è stato un flash mob di incoraggiamento, di rimpetto, di rimpettai tra i vari balconi. Guardate. Al coro unito di Italia Italia, accompagnato da un ritmico battito di mani, questa mattina alle 12 i residenti del quartiere Citta a Marghera sono usciti dai loro balconi per dimostrare l'unione in un momento tanto complesso. Anziani, giovani, italiani, stranieri, uniti da un unico denominatore, la voglia di superare questa fase. Poi l'inno d'Italia. Un'unione commovente che ha trovato la sua massima espressione finale attraverso la poderosa voce di Pavarotti. Questi gli applausi che ieri mattina e che hanno ancora più significato oggi, 17 marzo, la festa dell'Unità d'Italia. Facciamo anche rivedere a questo punto, aspettate un attimo, ritorno sulla pagina Facebook di Lucas Pavanetto, che ci perdonerà per l'intrusione nella sua pagina Facebook, è un consigliere comunale di Jesolo, ma questa immagine è davvero suggestiva. Eccola qui, il tricolore a rialto, e poi soprattutto anche un'altra immagine, la trovo subito perché è un'immagine che mostra come lo stendardo, diciamo, il vessillo del comune di Treviso è stato sostituito per la giornata di oggi evidentemente in solitaria nella torre civica di Treviso con il tricolore. Adesso vediamo, lo troverò. Allora mi avvertono che abbiamo un servizio da Padova. A proposito di case di riposo, di aggiornamento sulla casa di riposo di Merlara, vediamo. Servono dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti, altrimenti nessuno è disposto a venire ad aiutarci. L'appello arriva direttamente dal sindaco di Merlara, Claudio Corradin, anche lei in isolamento precauzionale. La situazione all'interno della casa di riposo Scarmignan, che si trova nel piccolo comune della Bassa Padovana, è sempre più al limite. I tamponi vengono ripetuti agli ospiti e agli operatori e proprio ieri un altro dipendente è risultato positivo. I contagiati tra gli operatori salgono così a 24 su 43, mentre il numero degli ospiti contagiati dal coronavirus è stabile a 63. 3 anziani sono ricoverati, gli altri si trovano ancora all'interno della struttura ma hanno bisogno di assistenza continua. Molti non sono autosufficienti e i 19 operatori rimasti stanno svolgendo da giorni turni massacranti senza sosta. Al momento sono arrivati 3 volontari ma nessuno è disposto a lavorare senza le adeguate protezioni. Mascherine e guanti scarseggiano e il sindaco ha chiesto che vengano forniti al più presto. Nelle scorse ore il primo cittadino ha ricevuto anche le telefonate del governatore Luca Zaia e dell'assessore regionale Lanzarin, che hanno assicurato massimo impegno. Quello di Merlara, per numero di contagi, lo ricordiamo, anche il vice sindaco Migliorin è positivo, è uno dei focolai più grandi della provincia di Padova. Anche il sindaco Corradin oggi si è sottoposta ad un nuovo tampone. Pochi istanti di pubblicità adesso, torniamo subito.
Rieccoci in diretta, io ve lo ricordo, 2.704 i contagiati in Veneto, 8.658 persone in isolamento domiciliare, 548 persone ricoverate, 171 in terapia intensiva e 80 decessi, più 4 decessi nelle ultime ore. Vi faccio vedere dalla pagina Facebook del sindaco di Treviso Mario Conte il tricolore in questa battaglia, siamo tutti uniti, e questo è il simbolo oggi di Treviso, ma il simbolo insomma di tutte, crediamo, le città italiane e anche venete, anche con l'appello degli alpini. A proposito, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, il nostro Marco Stabile della redazione di Tele4. Allora, intanto, visto che ho dato i dati del bollettino del Veneto, quali sono i dati del Friuli Venezia Giulia di oggi? Buongiorno e ben trovati. In Friuli Venezia Giulia sono 386 casi positivi di coronavirus, 22 i decessi, 19 persone in terapia intensiva. Ieri il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha spiegato quello che è il piano per aumentare i posti in terapia intensiva, che dagli attuali 29 in Regione dovrebbe arrivare a 94 posti con finanze della Regione stessa, con finanze interne. Poi per arrivare al caso limite, ne servissero ancora, serviranno risorse dello Stato che sono già state chieste. Con gli aiuti anche di Roma si potrebbe arrivare a 155 posti di terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia. Mi avete chiesto ovviamente un aggiornamento anche sulla situazione dei confini, perché ovviamente la decisione europea di sospendere Schengen e chiudere sui confini ha riverberi in tutta Europa, ma qui capirete ha riverberi importantissimi sulla vita quotidiana, su quei cittadini che vivono da una parte e lavorano dall'altra, indipendentemente che sia Italia o Slovenia, che come dire a breve dovranno rimandare i figli a scuola, speriamo naturalmente a breve, ovvero quando l'emergenza passerà, dall'una dall'altra parte, pur vivendo dalla parte opposta. Capisco che sembra un po' strano, ma qui per tanti funziona effettivamente così. Anche questa mattina eravamo davanti a un altro confine minore, quelli che sono letteralmente blindati con i blocchi di cemento, e c'è ancora qualcuno che passa a piedi o in bicicletta per andare a prendere sigarette oltre confine. Non fatelo, perché si rischia, oltre che naturalmente l'eventuale pena italiana, anche l'incarcerazione o comunque una denuncia penale pesante nella vicina Slovenia. Quanto al resto, a Trieste purtroppo si sono registrati anche 3 casi tra i dipendenti del comune di Trieste, cosa che ha determinato la serrata totale del comune al pubblico, la sospensione di tutti quelli che sono i servizi non essenziali. C'era una lunga coda anche per il tema matrimoni in questo periodo, e questa mattina l'assessore del personale Lo Bianco ha detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè ha detto matrimoni ovviamente tutti sospesi, ad eccezione dei matrimoni in punto di morte garantiti. È una cosa che ovviamente io personalmente nella mia vita avevo sentito solo nei film, ma che ovviamente in questo momento storico particolare bisogna dire, perché se c'è una persona che sta per morire e vuole sposare il suo compagno o la sua compagna, può comunque farlo. Mi rendo conto che parliamo di situazioni eccezionali, ma noi siamo qui anche per spiegare queste situazioni limite. In quanto al resto, ovviamente avete ricordato che violare la quarantena è procurata epidemia, quindi si rischia il carcere. Occhio al modulo nuovo, ma soprattutto occhio a stare a casa come sempre. Abbiamo mandato in onda poco fa anche il ministro dell'Interno Lamorgese, che ha rivolto un altro appello alla popolazione a stare a casa. C'è il ministro Patuanelli triestino, che in un lungo contenuto web, in un lungo video web di quasi 9 minuti, spiega punto per punto invece quelle che sono... Abbiamo mostrato, sì. Senti? Tutti che sono stati erogati soprattutto dal punto di vista della tassazione. A Trieste è avvenuto qualcosa di molto particolare, soprattutto tra le imprese artigiane più piccole, ovvero la gran parte delle 1600 imprese artigiane di Trieste ha deciso di versare comunque i tributi. Lunedì ha versato comunque i tributi, proprio perché quei soldi, quelle finanze servono anche ad alimentare il sistema sanitario, e quindi è stato un atto di responsabilità che insomma è molto importante, no? Perché si moltiplicano le iniziative di solidarietà, da quelle più piccole di chi, come dire, per esempio le pizzerie che portano da mangiare ai sanitari, ovviamente gratuitamente, a chi, come la nostra emittente, in un caso c'era una farmacia in una situazione limite,
gli abbiamo fornito noi le mascherine, a chi come altri in questo momento vengono ingaggiati dalla protezione civile per dare una mano. Ieri invece dal punto di vista più importante, ovvero delle strutture sanitarie, è stata disposta anche l'assunzione in Friuli Venezia Giulia di 350 infermieri e più di 50 medici in regione, questo per fare fronte naturalmente a una situazione emergenziale. C'è una polemica, non possiamo evitare di dirlo, c'è una forte polemica in atto collegata agli assembramenti dei richiedenti asilo che si trovano nei parchi o davanti alla stazione in 30-40 persone con le borse della spesa e stanno lì tutte insieme. Ieri il Presidente Federica ha detto chiaramente sospendere i permessi umanitari da subito. Schiavone, Presidente dell'ICS di Trieste, che gestisce il sistema d'accoglienza diffusa, che Trieste ospita poco meno di 2.000 migranti, 1.500, poi le statistiche cambiano a seconda del periodo dell'anno, è andato giù durissimo dicendo che è colpa delle autorità se non vi sono posti letto, non vi sono nuove strutture per ospitarli, e è anche andato giù duro sull'assessore alla sicurezza Roberti dicendo un assessore vero, non questa persona. Ovviamente la polemica ora è fortissima e la tensione è forte, quindi tra istituzioni è una di quelle ovviamente cooperative che gestisce l'accoglienza in città, insomma ha problemi, si sommano problemi, così come quello dei tir che vengono ora scortati dalla polizia slovena dal confine di Fernetti a Trieste fino a destino con piccoli convogli, 10, 20, al massimo 50 tir e vengono scortati fino alla loro destinazione finale, che può essere la Romania, la Serbia, l'Ungheria, ma capirete che ovviamente anche se scorti 100-150 tir al giorno ce ne sono sempre 400 dietro che aspettano lì di capire quando potranno portare a termine il loro lavoro. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Marco Stabile per questo tuo report molto efficace, ancorché sintetico, sulla situazione in Friuli Venezia Giulia, ovviamente i nostri vicini di casa. Grazie e buon lavoro a Tele4. Grazie a voi. Grazie. Allora, nel frattempo la Regione del Veneto, adesso sentiremo, ce l'abbiamo, avviso la regia lo sa già, avremo il contributo di Zaia, la sintesi del contributo del governatore Luca Zaia di questa mattina. È stato mandato, ecco qua, è stato mandato il report sui controlli effettuati dal Spisal, quindi 4 aziende controllate nell'ULS 1, metalmeccanica, occhialeria, preparazioni farmaceutiche, nell'ULS 2 18 le aziende, da 25 a 1495, centri commerciali, grande distribuzione, servizi assicurativi, insomma c'è il report delle varie aziende per un totale di 60. Di tutte, come vedete, di tutte, è difficile da leggere perché è un po' piccolo, ma insomma è di tutti i settori sostanzialmente. Il report dei controlli, dicevamo, che dovranno diventare 100 al giorno secondo l'obiettivo della Regione. A proposito di questo, di sicurezza del lavoro, adesso rivediamo Zaia, notizia di poco fa, un'ultima ora, a Bergamo, nella Bergamasca, 2 dipendenti delle poste morti per coronavirus, e la CGIL che adesso dice ora basta chiudere gli uffici. 2 lavoratori di Poste Italiane sono morti in provincia di Bergamo a causa del contagio Covid-19. L'ho reso noto Marisa Adobati, componente della segreteria della SLC CGIL di Bergamo, ricordando che entrambi avevano lavorato fino a pochi giorni fa, uno in centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di 2 comuni della provincia di Bergamo. Per questo il CGIL chiede ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali. A proposito di sicurezza sul lavoro, allora il governatore Zaia e la sintesi delle notizie più importanti che ha dato questa mattina al punto stampa. Allora vi confermo che noi continuiamo con la politica dei tamponi. Mi fa piacere che la voce autorevole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ieri sera abbia detto test, 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 esattamente 3 volte lo ha detto, il che vuol dire tamponi, tamponi, tamponi. Mi spiace che il mondo scientifico si spacchi a metà su qualcosa che non dovrebbe neanche farci perdere tempo. Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi, penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite, visto e considerato che se becchiamo un paziente, un individuo, un cittadino asintomatico positivo, evitiamo il contagio di altri 10 cittadini.
Questo rientra nella logica dei numeri, dei crudi numeri. Ai cittadini chiedo di continuare l'isolamento, chiedo ancora di continuare con il rispetto delle regole, delle distanze, di tutto quello che voi sapete. Vi dico che siamo addirittura d'arrivo anche per presentarvi un dispositivo di protezione individuale. Vi dico anche che voglio ringraziare tutti quei lavoratori e penso oggi di ringraziare tutti gli operatori dei supermercati, coloro che vanno a lavorare e sono quelli che hanno tra i tanti, non finirò mai di ringraziare il mondo della sanità, ma pensate anche ai tanti lavoratori che mi scrivono dei supermercati e mi dicono ogni tanto ricordatevi di noi. Grazie, grazie di cuore, perché quella è un'attività essenziale, non possiamo tenere chiusi quei negozi e mi rendo conto che molti cittadini hanno ancora difficoltà a mettersi in sicurezza. Ai cittadini dico di non abbassare la guardia, lo ripeto, di restare a casa e di non preventivare, visto le belle giornate, passeggiate, e farò anche in modo di fare in modo che le uscite non si possano fare. Siamo partiti con i controlli nelle aziende tramite le Spisal, abbiamo iniziato da lunedì e dando disposizioni lunedì. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. I loro rappresentanti hanno firmato un accordo a livello nazionale, noi non possiamo disporre la chiusura delle aziende, però è pur vero che possiamo disporre i controlli, quindi per quello che ci compete i nostri controllori delle Spisal hanno disposizioni H24 di controllare le aziende dove abbiamo, partendo dalle grandi aziende ma arrivando anche alle piccole, per verificare che ci siano i dispositivi, quindi le mascherine e i gel disinfettanti e ovviamente le distanze di sicurezza, evitando gli assembramenti. Questa è una strategia che portiamo avanti, quindi considerate che siamo appena partiti, penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno, vuol dire che facciamo 1 migliaio di aziende in 10 giorni, il che comincia a diventare molto, come si può dire, presente anche questa azione di controllo. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Non abbiamo altro da aggiungere su questo fronte. Vi dico anche che il richiamo, voi sapete che noi ci siamo battuti per una norma importante che è stata quella del richiamo dei medici, e do parola all'assessore Lanzarin. Il richiamo dei medici anche pensionati ha fruttato dei numeri. Prego Assessore. Voi sapete che noi avevamo fatto una prima già autorizzazione a tutte le aziende di deroga alle assunzioni che aveva dato 525 richieste suddivise tra medici, infermieri, OS, laboratori e quant'altro, e su queste 525 persone sono già state assunte una buona parte, quindi sono già entrate all'interno delle aziende sanitarie ed erano in deroga rispetto alla prima settimana. Dopo, con a seguito di quelli che sono stati i provvedimenti del governo che hanno quindi ampliato la possibilità, ossia l'utilizzo di pensionati, l'utilizzo appunto dei specializzandi anche non in graduatoria, perché noi utilizzavamo specializzandi solo in graduatoria con le norme che avevamo prima, mentre i nuovi decreti hanno previsto quindi l'utilizzo dei pensionati, l'utilizzo dei specializzandi negli ultimi anni non in graduatoria e anche voi lo sapete, insomma, il fatto di poter assumere i medici laureati e abilitati ma non con la specializzazione, che è stata una grande possibilità, voi sapete, in memoria insomma delle famose delibere di agosto. Oggi l'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Poi vediamo la specifica, quindi non vi do le singole, Poi diamo i dati. Le singole insomma, categorie,
Il totale di operatori medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato dall'azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato con crite e quant'altro, quindi 525 autorizzati, 486 con questo nuovo bando che le aziende stanno assumendo. Grazie. 1 migliaio di persone in più nella sanità, e sono medici e operatori. Questo vi dà anche una dimensione del sacrificio che è stato chiesto a questa comunità. Vi dico poi un'ultima considerazione che ci tengo a farla. C'è tanto dibattito su coloro che risiedono fuori casa e vengono nelle case di villeggiatura, e vedo che molti colleghi dicono anche a tanti veneti: tornatene in Veneto perché qui è bene che tu non stia. Il Veneto è aperto ai turisti e non manderà mai via nessuno dalle case di villeggiatura, che questo sia chiaro, perché io non firmerò mai un provvedimento di questo genere, a meno che non accada che l'emergenza sanitaria sia tale per cui non ci sono più medici per garantire le attività anche a questi cittadini. Ma non esiste che in Veneto dico a qualcuno che si trova sull'altopiano di Asiago, piuttosto che a Jesolo o in Polesine o il lago di Garda o da qualche altra parte, che deve farsi le valigie e tornarsene a casa sua. Per noi gli ospiti sono sacri e restano sacri fino alla fine. Punto. Rispetto al dispositivo che lei dice presto avremo un dispositivo delle mascherine pronte, da dove verranno reperiti questi? Allora, guardate, noi stiamo già acquistando su estero. C'è l'azienda Zero con delle persone che raccolgono tutte le offerte, fanno scouting a livello internazionale. Guardate, quando parliamo di mascherine, lo dico a quelle, ormai sono spariti tutti dalla circolazione, ma all'inizio c'erano i fenomeni, i premi Nobel incompresi, quelli che andavano in giro a dire: ma il Veneto non ha le mascherine perché non le ha comprate. Magari fosse così, mascherine non ce ne sono, c'è il mondo in crisi. Noi abbiamo notizie degli Stati Uniti che chiedono su Cina 1 miliardo di mascherine. Allora, noi abbiamo almeno 2,5 milioni già contrattualizzati di mascherine che arrivano, ma guardate, non c'è da fare i salti di gioia. Noi abbiamo 50.000 dipendenti, più case di riposo e altre robe, cioè solo l'aspetto clinico e paraclinico, medico e paramedico, diciamo, attorno agli ospedali, penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, ma proprio per non sprecare tanto in un momento di emergenza come questo. Abbiamo dei buoni contatti in questo momento, sto parlando sempre di materiale medicale, abbiamo dei buoni contatti che forse riusciamo a intercettare, perché poi qua è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, si intercetta qualcosa che gira sopra di noi a livello internazionale, ogni tanto c'è qualche container che cambia direzione, perché poi vengono negoziate queste cose, come li hanno fregati a noi e qualcun altro in qualche altra occasione siamo più felici. Non è che li portiamo via a qualcuno, perché sarebbe sgradevole e poco etico. Ci vengono fatte offerte, immaginiamo che ci sia del materiale che gira e purtroppo dobbiamo difenderci anche dagli speculatori, che sono i più infami in questo momento. Abbiamo mascherine che vengono offerte a 5 euro all'una, quella che sta indossando lei ci viene offerta a 5 euro da alcuni speculatori e ne vale, penso, meno della metà a farla grande. Pagata 10, ecco. Questa è la situazione. E penso che quella mascherina forse deve cambiare 2 o 3 volte al giorno. Bene, detto questo, poi abbiamo in animo, avete visto che è passata la norma, sembra, perché ancora il decreto finale non ce l'abbiamo, sembra sia passata la norma per i dispositivi di protezione, così sono stati chiamati, così abbiamo voluto anche noi questo inquadramento, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da metterci, insomma, davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotti in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Forse anche quelle che usate voi dal colore, forse sono made in Veneto. Queste le parole in sintesi del governatore Zaia, la pubblicità e poi torniamo subito in diretta.
Rieccoci in diretta in questa edizione straordinaria, come sempre, come ogni giorno. Allora, un altro monito importante che arriva dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, lo sentiamo direttamente dalla sua viva voce. Ci sono prove difficili da superare e questa che ci costringe forzatamente a rimanere a casa è una di quelle, e che può essere affrontata soltanto se sapremo remare tutti nella stessa direzione. In questa circostanza desidero rivolgermi a tutti i cittadini che sono chiamati a collaborare con le forze di polizia, con i militari, impegnati in una operazione inedita di tutela della salute pubblica. E quindi mi corre l'obbligo di ringraziare le donne e gli uomini in divisa, a cui va il mio riconoscimento e la mia gratitudine per il lavoro prezioso che stanno ponendo in essere, con la consueta disponibilità, professionalità e umanità. In questo momento difficile occorre che ognuno svolga un'attività di informazione, nel senso che occorre modificare il proprio stile di vita, i nostri comportamenti. E da un lato ci siamo noi cittadini, chiamati ad osservare delle regole dettate dal governo per arginare la diffusione del coronavirus, e dall'altra però c'è l'impegno delle forze di polizia a svolgere delle incisive verifiche per evitare che dei comportamenti non responsabili possano incidere sulla salute degli altri cittadini. E nello stesso tempo le forze di polizia sono vicino alle nostre comunità e alle persone più fragili, e penso agli anziani che vivono un momento di disorientamento. È richiesto uno sforzo comune, consapevole della difficoltà del momento, nessuno escluso, nessuno si può sentire escluso dall'osservare alcune regole principali che sono fondamentali perché la diffusione del coronavirus venga man mano a diminuire. E penso anche ai giovani che ancora non hanno la piena consapevolezza di alcuni comportamenti che devono essere assolutamente vietati, e quindi comportamenti che sono superficiali, e quindi a loro mi rivolgo in particolar modo, perché assumano anche loro la responsabilità necessaria in questo momento. Come Ministro e come cittadino voglio rinnovare la mia profonda gratitudine anche ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, che davvero in questo momento hanno dato un grandissimo impegno e con un altissimo senso del dovere, rappresentando un esempio per tutto il Paese. Vorrei ringraziare anche la Protezione Civile, che come sempre rappresenta un importante punto di riferimento per tutte le istituzioni. E infine permettetemi un ringraziamento va a tutti i prefetti e a tutto il personale dell'amministrazione dell'interno che sta operando con grandissimo impegno e in sinergia con tutte le istituzioni sia al centro che sul territorio. Grazie. Questo allora è il messaggio del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a tutti gli italiani in questo giorno in cui si ricorda l'unità d'Italia. Allora siamo in chiusura, vi ricordo, allora ci ritroviamo alle 17:30 di nuovo con l'edizione straordinaria con tutti gli ultimi aggiornamenti, poi avremo i telegiornali e poi ancora fino alle 21:15 la nostra edizione straordinaria, quindi appuntamento alle 17:30. Restate a casa, il monito è questo, perché se restate a casa tutto andrà bene, ce lo insegna chi è a casa e che ci manda ancora video e foto. Allora ci lasciamo con le immagini e le parole arrivate alla redazione di Bassano, ci rivediamo alle 17:30. Arrivederci.
Adesso Davide vi fa vedere come ci si lava le mani col coronavirus. E il sapone? Ok. Vai. E così? Bravo! Bravo! Ragazzi, so che è un po' da egoista, ma non ce la facevamo più a sopportare lo stress, abbiamo trovato un volo da Roma, siamo andati via e mi dispiace, ci vediamo tra 3 mesi. State attenti, state a casa voi e guaritevi.